Diamo inizio alla nostra giornata con la sessione relativa alle tematiche sul diritto della navigazione. Nella locandina, che adesso non ho qua sott'occhio, ma ricordo era stato messo l'ordine alfabetico, quindi io direi, per non far dei torti a nessuno, potremmo continuare a seguire questa impostazione. E quindi direi che la parola spetta per primo al dottor Carbone, che, se la memoria non mi inganna, ci presenterà una breve relazione in materia di informatica nell'ambito della portualità. Prego. Sì, il tema che intendo portare è quello della transizione digitale in ambito portuale. Qual è il punto? L'intervento intendo strutturarlo nei seguenti termini. In primo luogo intendo definire il contesto di riferimento, quindi cosa vuol dire smart ports e cosa vuol dire porti di quinta generazione. Una volta definito il contesto di riferimento, intendo individuare quelle che a mio avviso sono le 3 direttrici dello sviluppo della transizione digitale in ambito portuale, poi individuare ed evidenziare quali sono i canali di finanziamento sviluppati a livello unionale a supporto di questa attività. Quarto punto, la strategia adottata a livello nazionale italiano e infine tracciare una panoramica delle azioni intraprese dalle autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per vedere se si concilia o meno con le linee direttrici tracciate a livello europeo. Allora, innanzitutto definirei il concetto di smart ports. Per smart ports possiamo intendere quegli scali portuali che sono in grado di conciliare l'automazione, quindi il processo di automazione portuale, e la digitalizzazione su ampia scala, quindi non sperimentale, ma su ampia scala dei processi logistici, con il perseguimento degli obiettivi della transizione verde ed energetica. Io mi occuperò solo di transizione digitale, lascio ad altri la transizione verde ed energetica. Questo si tratta di una definizione sociologica, quindi la definizione dei porti per generazione prende le mosse da una classificazione operata dall'UNCTAD, che parte dagli isolated ports, quindi i porti dove si svolgevano soltanto attività di caricazione e scaricazione della merce, eccetera, e individua delle linee evolutive, quindi i porti successivamente hanno esteso le loro attività, si sono integrati verticalmente e orizzontalmente, quindi verticalmente con gli altri, possiamo dire, nodi della catena logistica, orizzontalmente con altre autorità di sistema portuale operanti in una medesima area geografica, fino a sviluppare processi di transizione verde ed energetica. Per quanto riguarda, e passo al secondo punto, il processo di transizione digitale, io ho individuato le seguenti direttrici. In primo luogo, possiamo dire, digitalizzazione dei flussi informativi. In secondo luogo, l'automazione delle operazioni svolte all'interno degli scali portuali, aspetto che interessa più in realtà all'operatore terminalista, che è l'autorità di sistema portuale vera e propria, e terzo punto fondamentale, direi la creazione di un ecosistema IoT o Internet of Things, quindi che parte dalla sensoristica per poi realizzare, ottimizzare le attività svolte all'interno del porto attraverso processi di monitoraggio o pianificazione delle attività portuali. Parto dalla digitalizzazione dei flussi informativi. In particolare questo processo giunge a completa maturazione con lo sviluppo di 2 tipologie di piattaforme informatiche che interagiscono tra loro e sono tra loro complementari. Da un lato abbiamo i cosiddetti Cargo Community Systems, per ciò che ci interessa i Port Community Systems, che consentono lo scambio di informazioni tra i vari attori operanti all'interno delle autorità di sistema portuale, quindi comprendiamo anche le autorità pubbliche come le dogane o la Guardia di Finanza, e dall'altro, non so, operatori terminalisti, spedizionieri, vettori, che scambiano tra loro informazioni inerenti all'attività di movimentazione di merci e passeggeri. Dall'altro abbiamo le cosiddette National Single Window. Possiamo distinguere. Le National Single Window cosa sono? Sono ecosistemi informatici che consentono di scambiare tra più attori le medesime informazioni al fine di evitare a un operatore, possiamo dire, l'onere di trasmettere le medesime informazioni a più soggetti diversi più volte, principio only once. All'interno del single window abbiamo la single window doganale,
che prende le mosse dal Trade Facilitation Agreement della WTO e che è stato recepito, anzi direi è in corso di recepimento a livello europeo e a livello nazionale col Sudoku, quindi anche a livello nazionale è in corso di implementazione uno sportello unico delle dogane e dei controlli, che tuttavia attualmente sta attraversando una fase sperimentale con l'ottica poi in futuro di essere esteso su scala portuale nazionale. E dall'altro abbiamo la cosiddetta finestra unica marittima, che invece prende le mosse da un diverso accordo, che è la Convenzione FAL, la Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo, che è stata recentemente modificata nel 2022 e le modifiche hanno introdotto l'obbligo per gli aderenti all'organizzazione di istituire sistemi informatici che consentano lo scambio di quelle informazioni inerenti alle attività di partenza, sosta e arrivo delle navi all'interno o dei porti. Anche questa iniziativa è stata recepita a livello europeo, in corso di recepimento a livello europeo e nazionale. Terzo punto è l'automazione, cioè secondo punto è l'automazione dei processi logistici. Si tratta in realtà dell'automazione dei piazzali dei terminalisti, che può realizzarsi attraverso carrelli automatizzati, veicoli a guida autonoma, l'automazione dei varchi, l'impiego di gru di banchina comandate da remoto. Passando subito invece alla terza direttrice, sempre con riguardo al processo di transizione digitale, possiamo dire che la creazione di un sistema dell'Internet of Things consente di tracciare in tempo reale lo spostamento di merci e mezzi, controllare da remoto le varie apparecchiature adibite all'operazione di caricazione e scaricazione dei container, pianificare il posizionamento dei container a bordo delle navi e inoltre consente di adottare piattaforme digital twin capaci di replicare in una versione digitale l'ambiente portuale, quindi tutte le informazioni relative alla realtà portuale, al fine di ottimizzare le operazioni che poi verranno svolte all'interno del porto. Passo al terzo punto, che riguarda i canali di finanziamento. I canali di finanziamento di matrice europea sono due, uno straordinario e uno ordinario. Inizio dallo strumento straordinario, che è il Next Generation EU, che, come è noto, ha destinato notevoli risorse economiche a favore degli Stati membri al fine di consentire loro di riprendersi dalla pandemia di Covid-19. Ciò che preme sottolineare è che i piani nazionali di ripresa e resilienza degli Stati membri, che poi devono essere approvati dal Consiglio europeo, devono investire almeno il 20% delle risorse in processi di transizione digitale. Passando invece ai programmi integrati nel quadro finanziario pluriennale ordinario, possiamo menzionare Horizon Europe, il meccanismo per collegare l'Europa e il programma Europa Digitale. Il più importante, a mio avviso, è il meccanismo per collegare l'Europa, che istituisce un meccanismo di cofinanziamento in modo tale da supportare quelle azioni volte a sviluppare, tra le altre cose, anche un'infrastruttura europea dei trasporti. Ciò che interessa è che l'adozione di sistemi ICT, quindi informatizzati, e soluzioni digitali avanzate rientra perfettamente tra le azioni suscettibili di cofinanziamento da parte dell'Unione. Passo al quarto punto, che riguarda le linee di indirizzo strategiche italiane. Il punto di riferimento è costituito dal Piano Nazionale della Portualità e della Logistica, che individua due direttrici. Da un lato l'adozione di quelle misure necessarie per migliorare e ottimizzare l'integrazione tra i molteplici sistemi informativi già operanti a livello nazionale, ad esempio l'integrazione dei PCS con AIDA, che è il portale delle dogane. Dall'altro contempla l'adozione di misure per consolidare quella che prende il nome di piattaforma logistica nazionale. L'intenzione è quella di mettere a sistema il cluster logistico nazionale attraverso una piattaforma unica, raccogliere i dati provenienti dai diversi, segmenti della catena logistica e monitorare le fasi del trasporto e della gestione delle merci su scala nazionale. Peraltro, aggiungo, una funzione della piattaforma logistica nazionale è anche quella di uniformare i vari PCS nazionali, che attualmente presentano una certa disomogeneità. Per concludere,
evidenzierei invece quelle strategie che sono state adottate dalle autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale. In proposito ho esaminato il piano operativo triennale 2022-2024 che è adottato dal Comitato di gestione proprio per individuare le linee di sviluppo del cluster portuale triestino, e da qui ho tracciato le seguenti linee di indirizzo. La prima è lo sviluppo degli strumenti telematici già esistenti, quindi si parla del PCS Giuliano, il Sinfomar. In questo caso ne è previsto un ampliamento spaziale funzionale, quindi il Sinfomar è nato come strumento a supporto delle attività svolte soltanto all'interno del porto di Trieste, e ne è previsto invece l'ampliamento ai porti di Monfalcone, anche al porto di Monfalcone, nonché agli interporti di Gorizia e Cervignano. Inoltre è previsto un rafforzamento del Sinfomar per quanto riguarda la gestione dei flussi ferroviari, in termini di interoperabilità con i sistemi informatici delle imprese operanti nel settore ferroviario, l'ampliamento delle funzioni amministrative e anche la digitalizzazione della polizia di carico. Seconda azione intrapresa dall'autorità di sistema portuale, sviluppare le componenti della rete e segnatamente direi la rete a banda larga, la rete 5G. Terzo punto è, direi convergere, quindi il terzo e il quarto punto convergono. Da un lato la digitalizzazione delle informazioni cosiddette georeferenziate e dall'altro la creazione di un digital twin. Quindi anche qui siamo perfettamente in linea con le linee di indirizzo già tracciate, creazione di un ecosistema IoT. È prevista poi la realizzazione dello sportello unico amministrativo per tutta una serie di attività, quindi questo è un aspetto che interessa i concessionari e coloro che richiedono un'autorizzazione all'autorità di sistema portuale. E infine, nel lunghissimo termine, è previsto l'ambizioso obiettivo di creare un data center, quindi di trasformare il porto di Trieste oltre che in hub logistico, anche in un hub di elaborazione dei dati ed energetico. Quali conclusioni? Allora, a mio avviso l'autorità di sistema portuale è perfettamente in linea con le linee di indirizzo tracciate a livello strategico, nazionale ed europeo. Da quello che vedo c'è una maggiore attenzione sul rafforzamento delle piattaforme informatiche, mentre rispetto ai porti del nord Europa siamo un pochino indietro per quanto riguarda il processo di automazione e di utilizzo dell'intelligenza artificiale. So, perché stavo cercando delle informazioni, che attualmente è in fase di sviluppo il Molo VIII, dove dovrebbero essere svolte anche attività automatizzate. Ma al momento il porto di Trieste non è al passo con i porti del nord Europa, dove invece le attività di automazione e semi-automazione sono già a un buon punto di maturazione. Qui concludo l'intervento e la ringrazio. Grazie, dottor Carbone, complimenti, un'analisi direi molto puntuale e articolata di quelli che sono i vari profili della transizione digitale che in questo momento sta interessando la... Deve chiudere forse? Sì, certo. Che sta interessando la portualità italiana e non solo. Una brevissima considerazione mi viene ascoltando quanto ci è stato esposto. I porti sono evidentemente uno degli anelli della filiera e della catena logistica. Questo fenomeno evolutivo, questa sempre maggiore facilità di scambio di dati, disponibilità di dati, interessa i porti, ma parallelamente sta venendo implementata anche in tutti gli altri settori ed è uno fra l'altro degli obiettivi che sono stati posti, come giustamente è stato detto, col PNRR. E questo secondo me deve fare riflettere su dove stiamo andando in ambito più globale a livello di filiera. Cioè, nel settore bancario questo noi l'abbiamo già visto. C'è un settore che ha battuto la strada su questo. Nessuno di noi oggi entra più in un istituto bancario, nessuno di noi più fa un'operazione tradizionale. Col telefonino noi gestiamo qualunque tipo di operazione, qualunque tipo di richiesta, dalla più semplice del bonifico fino agli investimenti più complessi. Io credo che forse
qualche cosa di simile potrebbe in futuro succedere anche nell'ambito dei trasporti. Cioè io immagino un mondo nel quale con l'intelligenza artificiale, con la gestione dei big data, sarà possibile per l'utenza, per gli interessati al carico, per la merce, organizzare con piattaforme smart molto, molto snelle e senza interfaccia umana l'intera filiera del trasporto delle merci. Questo dal punto di vista tecnologico secondo me sarà possibile, è solo questione di tempo, ma ci si arriverà. Il tema è, e qui secondo me sarà anche il compito dei giuristi nell'affiancare la politica, cercare di fare in modo che questo fenomeno avvenga senza eccessivi impatti sociali. Perché oggi una partita di merci che parte dalla Cina e arriva a Milano vede il coinvolgimento di tutta una serie di attori, chi più, chi meno grande, chi più, meno rilevante, ma che comunque nel complesso formano il fatturato globale della catena logistica. Qui questi soggetti continueranno a esserci, ma saranno virtualizzati e quindi sopravviveranno solo quei soggetti che riusciranno ad adeguarsi tecnologicamente in modo da inserirsi in questo più ampia cornice di transizione digitale. Questo comporterà quindi sicuramente anche in questo settore una massa critica maggiore, perché saranno necessari maggiori investimenti e forse anche un'importante verticalizzazione, quindi soggetti che amplieranno la sfera di influenza andando a inglobare altre categorie di soggetti che prestano altre tipologie di servizi. E questo da un lato può essere un bene, dall'altro può rappresentare anche una criticità in tema di perdita di posti di lavoro e di controllo sui singoli territori di ciò che oggi viene fatto qui e un domani verrà fatto sul cloud. Però effettivamente sono temi molto stimolanti che converrà continuare sott'occhio e complimenti. Bene, mi sembra che il secondo intervento sia un po' sulla scia, perché è sempre in ambito portuale, sempre nell'ambito dello sviluppo tecnologico, però più segnatamente focalizzato su temi ambientali, lo smart, il green ports. Prego. Buongiorno a tutti intanto. Oggi parlerò dei green ports, in particolare mi soffermerò sulla nuova tecnologia del cold ironing. Ormai è risaputo che comunque il tema della sostenibilità ambientale è oggetto di grandissima attenzione da parte del legislatore sia nazionale come anche sovranazionale. A livello internazionale, relativamente al settore marittimo e precisamente proprio con riferimento alla riduzione degli effetti del gas a effetto serra, si richiamano le decisioni da ultimo adottate dall'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite. In particolare nel 2020 sono entrate in vigore le norme IMO, considerate tra le più importanti ai fini della riduzione appunto dell'inquinamento marino, cioè quelle appunto in materia di carburanti, con l'obiettivo sostanzialmente di andare a ridurre le emissioni nocive di ossido di zolfo dalle navi. Tra le misure di impatto sostanziale si trova la promozione di un maggior impegno ad andare a garantire l'adozione di combustibili alternativi a zero o quasi zero emissioni e di impianti per la fornitura elettrica da terra, il cosiddetto cold ironing. Al fine appunto di raggiungere questi obiettivi di sostenibilità ambientali, oltre alla disciplina sostanziale sono fondamentali anche le risorse economiche. Da questo punto di vista il Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza, il PNRR, rappresenta il piano di finanziamento più importante, in quanto va appunto a stanziare una parte cospicua delle risorse proprio al miglioramento della sostenibilità ambientale, resilienza ai cambiamenti climatici ed efficientamento energetico dei porti. Ma cos'è un green port? Un green port è un'entità commerciale che attraverso l'ampliamento di tutte le sue infrastrutture ha lo scopo di aumentare le proprie capacità e potenzialità economiche adottando dei programmi di sviluppo totalmente sostenibili.
Quindi lo scopo principale del progetto Green Ports è quello di far diventare le aree e le attività portuali sostenibili e soprattutto compatibili con i contesti urbani portuali, e questo lo fa sia attraverso il finanziamento di interventi volti all'efficientamento e alla riduzione dei consumi energetici, sia delle strutture come anche delle attività portuali, come anche andando a promuovere la conservazione del patrimonio naturalistico e della biodiversità che è comunque presente nelle aree marino-costiere italiane. L'espressione Green Ports in realtà risale già al fine degli anni 90 e del secolo scorso, e oggi ricomprende 3 pilastri di riferimento: le tecnologie implementate, i meccanismi incentivanti per promuovere la sostenibilità ambientale e infine i sistemi di certificazione ambientale. È proprio nelle tecnologie implementate che troviamo il cosiddetto cold ironing. A livello europeo la direttiva 94 del 2014 era la prima che andava a disciplinare questa nuova tecnologia del cold ironing e prevedeva, di considerare quale priorità l'elettrificazione delle banchine dei porti della rete facente parte della rete centrale TEN-T, a meno che i costi non fossero sproporzionati rispetto ai benefici. E quest'ultima previsione prevista dalla direttiva appunto imponeva un onere di valutazione dei costi e dei benefici dell'infrastruttura rispetto agli investimenti necessari, appunto partendo dal presupposto che il cold ironing non è sempre necessariamente la miglior soluzione per ridurre le emissioni. Successivamente la stessa direttiva viene abrogata dal regolamento 2023-1804, che va a introdurre dei parametri per andare appunto ad individuare i porti della rete TEN-T in cui si dovrebbe implementare il cold ironing. E andava fatto sulla base del numero minimo di ormeggi che devono avere luogo in un determinato lasso di tempo. Più in particolare i porti venivano individuati tenendo conto il numero medio di scali negli ultimi 3 anni da parte di navi portacontainer e passeggeri ro-ro, dovrebbe essere superiore rispettivamente a 100 e 40 ormeggi all'anno. E inoltre sono stabiliti dei criteri ulteriori per andare a conteggiare nel miglior modo possibile il numero di scali, tra quali appunto non si dovrebbe tener conto di quelli che sono inferiori alle 2 ore. Un simile approccio emerge anche da una pubblicazione che è stata specifica sull'argomento dall'ESPO, che è la European Seaports Organization, che appunto si propone anche questa di incentivare l'elettrificazione dei sistemi onshore power supply, però sostenendo only where it makes sense. Infatti, in base alle indicazioni dell'organizzazione europea, ogni porto dovrebbe effettuare a sua volta un'analisi costi e benefici per andare a individuare le banchine in cui è più opportuno implementare appunto il cold ironing e quando sarebbe meglio cercare delle soluzioni alternative. Si tratta quindi di una valutazione necessaria dal momento che l'investimento necessario per l'implementazione del cold ironing impone ingenti finanziamenti pubblici. In Italia il cold ironing pare aver assunto questa aura salvifica per la qualità dell'area dei porti e delle aree circostanti è quello che risolve tutto, nel senso che è stato addirittura definito quale soluzione idonea a consentire l'azzeramento dell'inquinamento e delle emissioni. Infatti nel documento di economia e finanza del 2022, l'anno in cui è stato anche introdotto poi il piano nazionale per il cold ironing, quale parte del piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e più precisamente nell'allegato che prende il nome di 10 anni per trasformare l'Italia, strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti, emerge come fondamentalmente la strategia che è stata sviluppata in Italia per rendere i nostri porti ecosostenibili si basa prevalentemente sull'implementazione del cold ironing. Infatti, nello stesso documento si legge come l'unica soluzione per l'eliminazione delle emissioni atmosferiche del rumore in porto è l'elettrificazione delle banchine.
Va evidenziato innanzitutto che comunque il piano nazionale del cold ironing non è un piano, ma è costituito da una previsione positiva dell'avvenuto stanziamento di risorse per l'implementazione dell'infrastruttura, del relativo cronoprogramma e degli atti da essa derivanti. L'allegato al documento di economia e finanza dà un ampissimo spazio diciamo, alla descrizione dei vantaggi derivanti dall'implementazione del cold ironing e il concetto da cui muove è un concetto che è ampiamente condiviso, secondo la quale appunto quella marittima e pur essendo la modalità di trasporto più efficiente porta con sé delle criticità ambientali che sono strettamente e direttamente connesse all'utilizzo di carburanti di bassa qualità. Infatti stabilisce come i motori accesi in fase di ormeggio, e questa espressione fase di ormeggio dovrebbe intendersi riferita alla navigazione che intercorre tra l'ingresso in porto fino anche all'attracco finale in banchina, comportano un elevato tasso di inquinamento nell'area portuale e nel territorio circostante, costituendo altresì una fonte significativa di rumore su ampio ampio raggio chilometrico. Si tratta di un'analisi molto lucida che però presenta una conclusione, una soluzione che non è propriamente condivisibile. Infatti si rileva, diciamo, è evidente un'incoerenza dal punto di vista logico dell'argomentazione, in quanto a fronte di una problematica, cioè la fumosità delle navi che si manifesta soprattutto nel corso della manovra, quindi nella fase di ormeggio, viene proposta una soluzione che riguarda in realtà una fase successiva che è lo stanziamento in banchina, e il collegamento della nave con un cavo a terra può evidentemente accadere solamente nel momento in cui la fase di ormeggio è terminata. Quindi questa descrizione, diciamo questa incoerenza lessicale è verosimilmente dovuta a un'imprecisione che però in realtà viene affermata anche nella conclusione dell'allegato al documento di economia e finanza, che appunto prevede come l'elettrificazione via cavo sia la soluzione ottimale a tutti i problemi. Ora, se l'obiettivo di questa tecnologia è quella di andare a ridurre le emissioni in atmosfera all'interno dei porti, è evidente che un'analisi che viene riferita solamente alle emissioni prodotte durante la sosta in banchina è sostanzialmente incompleta. Infatti sarà necessario tener conto anche e soprattutto delle emissioni derivanti dal funzionamento dei motori termici principali durante la manovra d'ingresso, come anche fino anche all'attracco in banchina. In conclusione, diciamo, si auspica ad una presa di coscienza del fatto che senza le dovute valutazioni, costi e benefici rispetto agli investimenti necessari, il cold ironing non sempre sarà e necessariamente sarà la migliore soluzione per ridurre le emissioni, sperando quindi che vengano proposte e successivamente anche implementate delle strategie diverse, come potrebbe essere la costruzione dei terminali GNL, cioè delle strutture, impianti che ricevono, rigassificano e successivamente immettono in rete il gas nuovamente naturalmente liquefatto. E in Italia al momento ce ne sono solamente 3 di strutture attive, che sono a Rovigo, La Spezia e Livorno. Grazie mille. Grazie dottoressa, anche lei complimenti, un quadro, un'analisi estremamente puntuale, anche con qualche osservazione personale, qualche valutazione critica che sicuramente ho molto apprezzato e che in un paio di minuti vorrei ulteriormente sviluppare, perché secondo me lei ha toccato un tema che effettivamente è centrale rispetto a queste problematiche. Anch'io sono dell'idea che il cold ironing non sia la soluzione all'inquinamento nei porti e che sia una tematica che andrà maneggiata con grande attenzione. Partiamo dal tema dell'energia. Avevo letto uno studio che solo le navi da crociera, le 2 o 3 navi da crociera che dovessero stazionare in porto di Trieste attaccate al cold ironing di banchina assorbirebbero energia, mi sembra di aver letto, per il 20 o 30% rispetto alla produzione all'assorbimento di tutta la città. Quindi questo è un surplus di energia che in qualche modo andrà prodotto e andrà fornito sulle banchine, unitamente al surplus di energia che sarà necessario per le auto elettriche e per i riscaldamenti che anziché andare a gas andranno anch'essi ad elettricità. Quindi l'affrontare il tema del cold ironing
Separatamente rispetto al tema della politica energetica nazionale significa investire dei soldi nei porti senza che poi questi abbiano nessun ritorno, perché se io non riesco a produrre questa energia e a fornire le navi, alla fine ho infrastrutturato un porto, ho speso dei soldi che va bene mi sono stati regalati col PNRR, ma che forse potevo investire in modo più proficuo. Ma ancora, ammettiamo che questa energia possa essere prodotta e possa essere consegnata ai punti di ormeggio. A che costo questa energia viene fornita? Perché occorre che l'armatore venga messo nelle condizioni di poter avere l'alimentazione della nave a un costo che sia quantomeno pari al costo che sosterrebbe tenendo accesi i motori bordo e i generatori di bordo, perché in caso contrario l'armatore non spegne il motore. Oggi nel mondo della logistica e dello shipping c'è una competizione all'euro, quindi il tema ambientale forse potrà esserci sulle navi da crociera, dove magari per questioni di marketing il passeggero è sensibile e quindi ma sulle navi, sui mercantili questo tema non funziona. Né oggi le autorità portuali hanno il potere di imporre di spegnere un motore e alimentarsi diversamente. Si potrebbe immaginare di attribuire questo potere alle autorità portuali, ma a quel punto, se ciò dovesse avvenire e dovesse comportare una diseconomia importante in capo agli armatori, il rischio è che i traffici devino altrove. Politiche energetiche e politiche di green economy eccessivamente velocizzate ci hanno già portato a smantellare totalmente la filiera dell'automotive nella quale eravamo i primi al mondo. Per smantellare una fabbrica servono degli anni per portare altrove la produzione. Per trasferire altrove traffici marittimi bastano poche settimane. Quindi secondo me questo effettivamente è un tema che andrà maneggiato con estrema cautela dalla politica, perché è un tema che se affrontato correttamente potrebbe effettivamente portare dei benefici alla collettività, ma se affrontato con modalità ideologiche quali quelle che sono state adottate nel settore dell'automotive potrebbe distruggere anche questo settore molto importante della nostra economia. Grazie e direi che a questo punto possiamo passare all'ultima relazione che invece guarda alle origini del nostro mondo e quindi perché anche questo è molto importante perché dobbiamo guardare avanti ma senza mai dimenticare da dove arriviamo. Prego, dottor Tentori. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente, agli organizzatori, a tutti i colleghi. Io avevo un piccolo foglio di fonti, non so se c'è modo di... Ah, ok, va bene. Allora, anzitutto qualche chiarificazione sul titolo del mio intervento. Laddove io parlo di rischio, che cosa si intende? Si intende il diritto che aveva il nauta, cioè l'armatore professionista, quindi, di trattenere o meno la mercede che è la corresponsione per il servizio che egli rende al proprietario delle merci nell'ambito di un rapporto che è una locatio condutio, nel caso in cui, indipendentemente da questioni di responsabilità contrattuale, che viene esclusa nel caso di specie, appunto le merci che questi si era impegnato ex conducto locato a portare a destinazione non vi giungessero per circostanze infauste, imprevedibili, legate sicuramente alle difficoltà, alle insidie della navigazione nel mondo antico. Quindi questa è una prima chiarificazione. Mi concentro sul tema della corresponsione anticipata di questa mercede, che vuol dire che cosa? Che vuol dire che il professionista, il nauta, in alcuni casi già prima di partire per mare con le merci poteva avere già ottenuto il pagamento come appunto modalità negoziale di organizzazione del trasporto. E il tema è interessante perché proprio rispetto appunto a questa fattispecie, cioè a questa fattispecie di pagamento anticipato, in un contesto che è parzialmente diverso, che è quello sostanzialmente qui parlo di responsabilità, ma poi tutto torna, insomma vi assicuro di questo, appunto rispetto al tema della responsabilità contrattuale di altri professionisti che erano fullones e sarcinatores, cioè sarti, rammendatori
e figure di questo tipo, c'è stato nella romanistica un dibattito sul perché costoro risultassero tenuti a titolo di responsabilità oggettiva, anche se, cioè a titolo di custodia, ex custodia, quindi responsabilità oggettiva, anche se in base alle regole generali di ius civile si dovrebbe ritenere che fossero invece tenuti a titolo di colpa. Quindi tutto ciò che è negligenza, imperizia, imprudenza e quant'altro. In questo caso soprattutto imperizia, perché stiamo parlando di prestazioni professionali. La teoria che è stata prospettata da ultimo a questo riguardo risiede proprio in questa fattispecie, cioè si è argomentato in dottrina recente che ho ritenuto condivisibile, che proprio perché il professionista, il fullo, il sarcinator aveva già ricevuto la propria utilitas, la propria utilità che doveva discendere dal contratto, ecco che allora il criterio appunto dell'utilitas contraentium, di cui forse qualcuno di voi ha qualche ricordo legato agli studi istituzionali, cioè appunto il criterio che doveva presiedere a stabilire quale criterio di imputazione soggettiva andava a individuare la responsabilità del debitore, ecco che allora una valutazione in concreto di questa utilitas avrebbe condotto ad addossare in capo al professionista una responsabilità oggettiva, anche se per regola generale nella locatio conductio, come in tutti i rapporti a prestazioni corrispettive, si è tenuti a titolo di colpa. Quindi questa è una parte, diciamo, del titolo. Questo mi ha portato appunto ad interrogarmi se alla fattispecie di anticipazione, quindi del pagamento della mercede, potesse essere ricondotto anche un qualche effetto nell'ambito della locazione del rischio marittimo. E la risposta che ho rinvenuto in base alle fonti, che poi non sono molte, e in base alla letteratura che ho consultato è di tipo non univoco. Andiamo subito a Digesto 14.2.10 PR, cioè il terzo frammento che ho messo nel foglio delle fonti. Si dice che per quello tra gli schiavi che sia morto durante il viaggio, si dice nella prima riga, non sarà dovuta la vettura a nauta, cioè la vettura che è il nome assunto dalla mercede nell'ambito del trasporto marittimo. Quindi si stabilisce una regola che addossa il periculum, cioè il rischio inteso in senso tecnico, al conduttore, al nauta. Prima riga, l'Abeone dice questo. Lo dice in una maniera assolutamente difficile da determinare quanto al contesto al quale si riferisce, perché è una formulazione molto astratta. Interviene Paolo, quindi l'Abeone, età augustea, Paolo, età dei severi, quindi insomma verso la fine dell'età classica, interviene circoscrivendo la portata dell'affermazione labeoniana al caso in cui la mercede fosse stata calcolata sugli schiavi deportati, cioè giunti effettivamente vivi, sottinteso, a destinazione. Significa che le parti, nel momento in cui appunto dovevano organizzare questo trasporto, in questo caso di schiavi, ma potevano essere anche altre cose, ovviamente, potevano accordarsi dicendo la mercede, cioè io ti pago la mercede sulla base delle merci che noi andiamo ad imbarcare sulla nave, e quindi in questo caso ci sarebbe stata una fattispecie di pagamento anticipato nel senso che ho detto prima, perché il nauta avrebbe già incamerato la mercede prima di partire, oppure questa mercede sarebbe stata computata, calcolata sulle merci arrivate sane e salve, diciamo così, a destinazione. E Paolo dice che solo nel secondo caso, quindi solo nel caso di una vettura calcolata sui deportati, il pericolo sarebbe stato appunto ancora addossato anzi al nauta. Se invece la mercede è calcolata sugli impositi, il nauta pur appunto non raggiungendo il risultato di condurre le merci a destinazione, ciò nonostante potrà ugualmente trattenere la mercede.
nel caso ovviamente in cui stiamo parlando di rischio, quindi nel caso in cui egli non sia appurato il fatto che non è stata un'inadempienza ma è stata un'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Di più, si dice anche all'ultimo rigo, nell'ultima parte di questa fonte, che se in base al negozio non sarà chiaro a quale delle due modalità di computo della mercede le parti abbiano inteso riferirsi, si dovrà ritenere come regola di default che la mercede fosse calcolata sugli impositi, perché è una posizione, questa, più favorevole al nauta. Quindi una prima, insomma, ricollegandomi agli obiettivi della mia indagine, una prima ipotesi è quella di intendere la corresponsione anticipata come un computo della mercede sugli impositi che porta ad esonerare il nauta dalla sopportazione del rischio. Questo perché, a ben vedere, se appunto il contenuto della sua obbligazione era limitato a sostanzialmente imbarcare le merci e anche condurle per mare ovviamente, ma non condurle a destinazione, cioè non come obbligazione di risultato, effettivamente non c'è stato nemmeno un inadempimento in questo caso. Cioè se appunto la mercede è calcolata sugli impositi, io provo di aver imbarcato gli schiavi, non c'è nemmeno inadempimento, quindi la portata appunto della regola labeoniana è molto circoscritta. Quindi una prima appunto possibilità è quella di interpretare la corresponsione anticipata come un principio, come una fattispecie che comporta effetti negoziali favorevoli al nauta, che non dovrà sopportare alcun rischio perché non c'è nemmeno stato alcun inadempimento. Questa possibilità di interpretazione, come vi dicevo, non è univoca. Mi sono imbattuto poi nel 19.2.15.6, quindi il penultimo frammento, in cui sostanzialmente nell'ambito di un rapporto particolare che era quello che si stabiliva tra gli armatori e sostanzialmente l'officium annone, quindi l'amministrazione pubblica deputata alle distribuzioni annonarie, ed era un rapporto sempre di locatio conduzio e che aveva ad oggetto il trasporto via mare di queste specie annonarie, quindi sostanzialmente grano, olio, vino, a un certo punto si aggiungerà anche la carne di maiale, ma insomma questo adesso non ci interessa perché è un dato più che altro diciamo sociologico. Comunque sia, in un rapporto di questo tipo, in cui è evidente dal tenore letterale del passo che il navicularius, che poi è il nauta alla fine, ha già ricevuto la mercede, a missa nave, cioè sostanzialmente perita la nave, che questo poteva avvenire in vario modo, si chiede se il procurator Cesaris, cioè se il funzionario imperiale abbia titolo per richiedere indietro o meno la mercede al nauta. E un rescritto di Caracalla, che poi però è appunto consolidato in questo passo di Ulpiano, dice che il procurator Cesaris potrà chiedere indietro al nauta la mercede. Quindi in questo caso, a fronte di un pagamento anticipato, vediamo che l'effetto è esattamente quello opposto, cioè quello di addossare al trasportatore professionale il rischio dell'operazione marittima, appunto rischio inteso in senso tecnico. Questo passo è sicuramente problematico sotto vari profili sui quali non mi soffermo. È poco chiaro proprio dal punto di vista tecnico come questa allocazione del rischio fosse configurata, nel senso che c'è un riferimento al vecturam quam pro mutua acceperat, quindi alcuni dicono che in realtà il nauta aveva ricevuto la mercede come se fosse una sorta di mutuo, nel senso che se l'operazione andava a buon fine la tratteneva, se invece non fosse andata a buon fine quella somma sarebbe dovuta configurarsi non più come mercede ma come dazione a titolo di mutuo, quindi con obbligo restitutorio.
Quindi questo è un aspetto, diciamo, dal punto di vista tecnico, che però è molto dibattuto e sul quale non mi soffermo. Mi interessava di più interrogarmi sulla ratio di questa allocazione appunto del rischio in capo al nauta a fronte di un pagamento anticipato, e a questo riguardo mi è sembrato, cioè non solo a me ovviamente, sposo la teoria di quella dottrina che preme sulla collocazione palingenetica di questo passo, che segue tra gli altri l'ultimo che ho riportato, in cui si parla di allocazione del rischio nell'ambito delle locazioni agrarie e quindi di restituzione della mercede, perché anche questo ultimo passo fa riferimento a un pagamento anticipato nell'ambito delle locazioni agrarie. E si dice che se l'evento che ha portato il colono a non poter fruire del fondo è stato determinato da una vis maior, il locatore sostanzialmente dovrà sopportare egli stesso il rischio. Se invece è determinato da un evento imponderabile ma rientrante nella normale alea dell'attività agricola, in questo caso sarà il colono a dover ugualmente pagare la mercede al locatore, anche se non ha potuto fruire del campo, del fondo, della produttività del fondo. Ora, questo discorso sicuramente è complesso. Il punto è che, secondo appunto me, ma sulla scorta delle mie letture, l'idea è quella di riequilibrare in un certo qual modo la posizione sinalagmatica delle parti, cioè ci sarebbe una sorta di analogia, anche se riferita a un contesto sicuramente diverso dal punto di vista tecnico, tra la posizione del colono, il quale non abbia potuto fruire del fondo a causa di un evento imponderabile, e quella del procurator Cesaris, se questo fosse costretto a pagare la mercede anche per un servizio di fatto mai ottenuto. Un risultato che sarebbe sicuramente contrario all'equitas, anche perché sostanzialmente si ritiene che questo pagamento anticipato della mercede al nauta arrecasse notevoli vantaggi al nauta stesso, consentendogli di avere i denari sufficienti per armare la nave, arruolare la flotta e anche per acquistare delle merci che avrebbe rivenduto durante il viaggio, perché il viaggio avveniva sicuramente per il trasporto per conto della nonna, ma in realtà si prestava anche a varie dinamiche di tipo speculativo da parte dei naviculari. Quindi, tracciando appunto una sorta di analogia tra la posizione di chi non ha potuto fruire del fondo ed è giusto che non paghi, perché in questo caso perché il rischio sarebbe imputabile a una vis maior, ma indipendentemente da questo, tracciando quindi una sorta di analogia, si ritiene che in questo caso, cioè il caso di 19.2.15.6, il nauta dovesse sopportare il rischio perché, avendo ricevuto anticipatamente la mercede, questo gli avrebbe arrecato un vantaggio che non sarebbe giusto non compensare rispetto alla controparte in caso appunto di non assolvimento del servizio, anche se a causa di un evento non di per sé imputabile al nauta in chiave di responsabilità. Al termine di tutto questo excursus molto denso, me ne rendo conto, mi è sembrato quindi di ritrovare anche un collegamento con il discorso che facevo in apertura rispetto alla posizione di fullones e sarcinatores, cioè in un caso di responsabilità nell'ambito comunque di una locatio condutio, ma in un altro caso di allocazione del rischio pur sempre nell'ambito di una locatio condutio operis, effettivamente ricevere da parte del professionista, e anche questa qualificazione penso sia importante, anticipatamente un pagamento è quello che avrebbe giustificato agli occhi dei prudentes l'irrigidimento della sua posizione in chiave ora di responsabilità oggettiva, ora di rischio, per compensare appunto, per ristabilire un equilibrio sinalagmatico tra le parti. Ho concluso.
Grazie anche al dottor Tentori. È un tema molto interessante, come dicevamo prima, classico da tutti i punti di vista, classico per l'età degli studi, ma anche per la sua attualità, perché la tematica della ripartizione del rischio fra interessati a carico e vettori è un tema che, come abbiamo visto, affaticava i giureconsulti dell'epoca romana, ma ancora oggi è un tema estremamente dibattuto da dottrina e giurisprudenza. Quindi complimenti ad maiore a tutti quanti per il vostro percorso. Direi che siamo riusciti in perfetto orario a chiudere i lavori in modo da lasciare spazio poi alla sessione successiva. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Bene, riprendiamo i lavori e entriamo nel merito della settima sessione, che si intitola Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa, processo civile e processo penale, quindi sessione che ingloba temi anche molto distanti tra loro, però apprezzo molto questa attenzione verso la multidisciplinarità, che ormai è la sfida del giurista. Prima di dare la parola alla dottoressa Paola D'Assisti, volevo solo fare un ringraziamento di cuore a coloro che hanno organizzato questa conferenza, che ormai è giunta alla sua 8ª edizione, e sono davvero lieta di questo, visto che ho visto la nascita della prima conferenza di dottorato Interateneo Udine Trieste, e quindi sono felice che ormai sia arrivata alla 8ª edizione, con anche un'apertura verso dottorande e dottorandi di tutta Italia, per cui complimenti per l'organizzazione davvero. Bene, quindi iniziamo con la prima relazione della dottoressa Paola D'Assisti, che è dottoranda di ricerca presso l'Università di Trento. La sua relazione sarà una relazione che si concentra sul finanziamento alle imprese in crisi, in particolare con riferimento al tema molto delicato e complesso della concessione abusiva del credito, alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tema molto complicato, articolato, che in assenza di una previsione legislativa ha portato a interpretazioni eterogenee sia nella giurisprudenza sia nella dottrina. Prego. Buongiorno a tutti. Ecco, innanzitutto ovviamente mi unisco ai ringraziamenti della dottoressa, al comitato organizzatore e a voi qui presenti. Innanzitutto mi preme più che altro giustificare un attimino l'oggetto, cioè il tema di ricerca prescelto, perché occuparsi di concessione abusiva del credito, che è una fattispecie direi abbastanza remota, perché si è affacciata nel nostro ordinamento direi negli anni 70 appunto del Novecento, e perché è diventata appunto così nuovamente attuale. L'attualità della tematica appunto trattata si deve più che altro all'introduzione del codice della crisi, che ha minato davvero in radice gli elementi costitutivi della fattispecie della concessione appunto abusiva del credito. Questo perché innanzitutto è bene più che altro partire da alcuni dati più che altro di carattere fattuale. Che cos'è la concessione abusiva del credito oggi? E se e in che misura la giurisprudenza riconosce effettivamente una responsabilità in capo agli istituti di credito da concessione abusiva del credito. Si tratta in realtà di una fattispecie appunto molto lasca, che non è stata mai positivizzata. Da quest'angolo visuale, ecco, il codice della crisi rappresenta ancora una volta un'occasione mancata circa appunto l'eventuale positivizzazione degli elementi costitutivi di questa fattispecie, e allo stesso tempo si assiste ad un filone appunto giurisprudenziale che mira più che altro a equilibrare, ecco, nei singoli casi di specie più che altro quelli che sono gli interessi in gioco, risolvendosi più che altro la fattispecie in un'analisi del caso concreto, tale per cui sostanzialmente gli istituti di credito al momento della concessione del credito a soggetti appunto in dissesto si trovano lì appunto a valutare un rischio che è rimesso sostanzialmente nelle loro mani, rimettendosi poi sostanzialmente la decisione circa la responsabilità alla mercé del giudice, che decide secondo quelle che sono le circostanze del caso concreto, che sono diverse le une dalle altre.
Analizzando la giurisprudenza, diciamo, dell'ultimo trentennio in materia, di fatto soltanto nel 20% dei casi si è addivenuto effettivamente al riconoscimento di una responsabilità da concessione abusiva del credito, nell'80% dei casi non c'è mai stato il riconoscimento di questa responsabilità, perché uno non si è mai riuscito ad assolvere pienamente l'onere probatorio. Questo soprattutto in punto di nesso di causalità tra il dissesto del soggetto finanziato e l'eventuale pregiudizio per i creditori che abbiano appunto contratto nuovi contratti con il soggetto appunto finanziato, solo se nella misura in cui gli stessi effettivamente conoscevano che il soggetto era stato finanziato precedentemente dalla banca. È un onere della prova pressoché quasi impossibile da raggiungere. Dopodiché la fattispecie è stata un attimino fagocitata anche da tutta la discussione che si è aperta più che altro tra i cultori della crisi d'impresa circa la legittimazione o meno del curatore ad agire in giudizio soltanto per il riconoscimento di questa responsabilità, che è una questione di carattere meramente procedurale che non risolve tutti i temi in punto di fattispecie. Da qui l'oggetto della mia indagine, che più che altro, mi preme sottolinearlo, è una questione solo ed esclusivamente di fattispecie. Non mi occupo e ho un attimino appunto tralasciato un tema di indubbio interesse, quale quello dell'adeguatezza dei paradigmi solutori che sono stati variamente accostati alla questione della concessione abusiva del credito. Perché anche lì si è evidenziato se e in che misura il riconoscimento di una responsabilità del finanziatore da concessione abusiva del credito può effettivamente fungere da rimedio adeguato per i creditori che abbiano appunto continuato ad intrattenere rapporti commerciali con questo soggetto che sostanzialmente doveva essere espulso dal mercato. Allo stesso tempo, accanto al tema della responsabilità, taluno in dottrina ha avanzato anche l'ipotesi di una possibile invalidità del contratto di finanziamento, addirittura ex articolo 2035, perché è contraria al buon costume, perché finanziare, secondo taluni, un soggetto in stato di crisi, un soggetto appunto che dovrebbe essere espulso dal mercato ma che viene comunque in maniera fittizia, viene lasciato appunto ancora sul mercato operante più o meno fittiziamente, viene considerato appunto contrario all'ordine pubblico, contrario al buon costume. Scendendo un attimino appunto nell'analisi appunto del codice della crisi, in che misura effettivamente il codice della crisi va a minare le fondamenta di questa fattispecie? Le va a minare nella misura in cui la giurisprudenza di fatto ha riconosciuto espressamente il fallimento come elemento costitutivo della fattispecie da concessione abusiva del credito. Non c'è mai stata nelle pronunce, ma anche in dottrina, il riconoscimento di questa appunto responsabilità se non nella misura in cui il soggetto è effettivamente fallito. Quindi di fatto il fallimento è diventato elemento costitutivo della fattispecie. Ora però l'articolo 2086 e tutte le norme appunto del codice della crisi, nella misura in cui impongono al debitore di adottare assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati, atti a prevenire e se nel caso comunque a far emergere tempestivamente lo stato di crisi, è chiaro che si va di fatto ad addossare un elemento costitutivo della fattispecie non più al soggetto danneggiante ma allo stesso soggetto danneggiato. Quindi di fatto la configurazione di questa responsabilità non è più rimessa allo stesso soggetto danneggiante finanziatore del credito, ma è rimessa in maniera alquanto appunto paradossale al soggetto, al debitore, al soggetto che è stato finanziato e al soggetto appunto che così appunto va in crisi. Cioè oggi di fatto il fallimento, che poi è diventata appunto liquidazione giudiziale, è l'estrema ratio, è la cosa che non dovrebbe più accadere perché il debitore è obbligato a dotarsi di questi assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Però se allo stesso tempo il verificarsi dello stato di crisi, questa volta irreversibile, viene di fatto considerato elemento costitutivo della fattispecie, è chiaro che si genera un circolo vizioso tale per cui questa responsabilità viene da chiedersi in quale misura può effettivamente ancora configurarsi. Giusto qualche riferimento più che altro di carattere normativo per capire un attimino come si pone effettivamente il codice della crisi.
Il codice della crisi, non sto ora qui a leggere nel dettaglio le norme, ma vi sintetizzo brevemente una. Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, che sarebbe un attimino appunto l'anticamera di quella gestione preventiva di uno stato di crisi, diciamo ormai con finalità più liquidatoria che gestoria, il codice della crisi appunto prevede che nel momento in cui il soggetto entra e presenta la domanda appunto di composizione negoziata della crisi, l'apertura della procedura non costituisce di per sé motivo per il soggetto finanziatore per sospendere o revocare i finanziamenti che sono ancora lì in corso. Tuttavia la norma dice il soggetto può sospendere o revocare i finanziamenti ancora in corso se ciò risulta giustificato dalle disposizioni di vigilanza prudenziale. Da qui, prima domanda, in quale misura e quando mai le disposizioni di vigilanza prudenziale possono giustificare la sospensione o la revoca di un finanziamento ad un singolo soggetto? Vertendo più che altro le disposizioni di vigilanza prudenziale su aspetti di carattere sistemico che attengono più che altro alla gestione del mercato del credito in generale. Non stiamo parlando qui in questo caso del singolo rapporto negoziale, stiamo parlando più che altro a livelli macro, a livelli appunto di gestione del mercato del credito. Altra questione, la norma poi appunto prosegue, quindi io non posso sospendere, puoi sospendere però se giustificato dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, ma se prosegui appunto il rapporto, quindi se non revochi le linee di credito, se non le sospendi, ciò di per sé non costituisce motivo di responsabilità. Questo ancora una volta appunto va a ribadire quello che dicevo in precedenza. In che misura effettivamente io posso ancora configurare una responsabilità di questo tipo? È una fattispecie ormai che a mio giudizio andrà sostanzialmente, mi viene da dire cadrà in disuso, ma cadrà in disuso come lo è sostanzialmente già stata nella misura in cui a livello giurisprudenziale non si riesce appunto a conoscere una responsabilità di questo tipo. Allo stesso tempo si sta assistendo all'introduzione di rimedi di carattere differenti, atti più che altro a sanzionare un comportamento sì più o meno poco corretto dell'istituto di credito, ma sostanzialmente a renderlo più che altro, ad incardinarlo all'interno della procedura, di modo che la sanzione appunto della banca non sarà più una sanzione di carattere sostanziale, quale può essere appunto il riconoscimento di una responsabilità, quale può essere appunto l'invalidità del contratto appunto di finanziamento, ma sarà appunto una sanzione che si misura nell'ambito della procedura nella quale la stessa non può non essere coinvolta, e quindi questo può significare non votare quando si tratta di votare durante le procedure, non avere accesso, avere meglio accesso appunto limitato nel momento appunto in cui si tratta di far valere il proprio interesse creditorio in pendenza di procedura. Qui mi taccio e cedo appunto la parola alla dottoressa. Grazie davvero per questa puntuale relazione che tocca, come ha ben detto, un tema particolarmente complesso, delicato ed apprezzare particolarmente la sua attenzione verso la giurisprudenza, verso le interpretazioni che si sono sviluppate, ma soprattutto anche verso un problema centrale, cioè il fatto che il codice della crisi sembrerebbe aver addirittura peggiorato la situazione, portando questa fattispecie al rischio di una sua disapplicazione nella prassi. Per cui la ringrazio e passiamo al secondo intervento, alla seconda relazione. Dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza arriviamo al procedimento civile, al processo civile e vedremo un altro tema parimenti complesso che anch'esso pone un problema sul piano proprio dell'applicazione. Mi sto riferendo alla misura coercitiva di cui l'articolo 614 bis del codice di procedura civile. Molto problematico è il tema della sua natura giuridica.
Quindi passo la parola al dottor Leonardo Luca Pastore, che è dottorando di ricerca presso l'Università degli Studi di Trieste nell'ambito del dottorato interateneo con l'Università degli Studi di Udine, e ringrazio l'occasione qui di ringraziare personalmente perché è tra l'altro uno degli organizzatori di questa conferenza, per cui grazie e a lei la parola. Grazie Presidente per la parola e grazie per aver accettato l'invito a moderare questa sessione. Lasciatemi poi fare qualche altro ringraziamento, sono tante le persone che dovrei ringraziare per l'ausilio costantemente dato, lo sanno bene i membri del comitato di organizzazione, per l'ausilio dato al comitato, no, per tutti gli adempimenti che sono stati implicati in questi 3 giorni di studi. Lasciatemi almeno ringraziare la professoressa Brollo, la professoressa Bolognini in primis, ma anche il professor Venchiarutti e il professor Dolzo, e poi un grazie naturalmente alla Regione che ci ospita in questa sala, che rende tutte le nostre riflessioni più suggestive. Io non vedo le slide e ne avrei bisogno. Comunque intanto mi avvio. Io vorrei ragionare con voi, lo ha anticipato la professoressa Grisonic, su un interrogativo ancora aperto. È un interrogativo che influenza enormemente l'applicazione e l'effettività di una misura che sto studiando, ed è la misura di quell'articolo 614 bis. Qui ho soltanto 3 slide, dico subito, riporto la disposizione per ragioni di facilitazione, diciamo, perché la norma è piuttosto complessa. Qual è questo interrogativo? L'interrogativo è quello qual è la natura, poi è l'interrogativo che intitola la mia relazione, della misura coercitiva di quell'articolo 614 bis. Questa norma, di cui si fa un gran parlare, è stata, lo sappiamo, introdotta nel 2009 in un contesto di più ampia riforma, con la legge 18 giugno numero 69, è la legge che introduce anche il processo sommario di cognizione, per richiamarla alla memoria in maniera più chiara. Questo riferimento credo possa essere utile, e viene introdotta con questa misura, l'articolo 614 bis, con grande entusiasmo, viene salutata dalla dottrina con favore corale, taluno addirittura, mi riferisco alla professoressa Merlin, l'ha definita come una svolta epocale dell'ordinamento, e in effetti, ricalcata dall'ordinamento francese, la figura della strength lì funziona molto bene. Questa figura, diciamo, è una figura che venne introdotta con l'auspicio di garantire un mezzo effettivo di tutela all'adempimento in natura. Ora, sono passati più di 15 anni, la misura non funziona. La misura non funziona per varie ragioni. Anzitutto la misura è fortemente sottoutilizzata, gli avvocati non mostrano, devo dire in maniera molto sincera, un gran trasporto per questa misura. I problemi, come sempre nel mondo del diritto, sono multifattoriali. C'è chi dice che la misura abbia una disciplina, in effetti non è che brilli la disposizione, questo è un rilievo unanime dal punto di vista della fattura tecnica, abbia una disciplina complessa. Pensate soltanto al problema, lo dirò, la misura viene applicata su istanza di parte, il legislatore introduce una misura in un sistema di tutela dichiarative, lo sappiamo tutti, lo sa almeno chi si occupa di processo civile, che organizza i propri procedimenti civili sulla base di rigide preclusioni, e sorge la domanda: questa istanza può essere proposta entro quale limite? È una domanda in senso proprio, sottostà al regime delle preclusioni delle domande? Ecco, capite, problemi immensi. Io credo però che i profili di tecnica processuale problematici, che pure ci sono tantissimi, non siano il vero problema, diciamo la vera ragione di questo disinteresse. Credo che il problema sia di tipo culturale, i nostri avvocati non sono abituati, non avvertono la misura come una misura applicabile, come pure è, ma lo vediamo subito, in via tendenzialmente generale, perché prima del 2009 questa misura, diciamo, chiamiamola pure, vedete la rubrica, misure coercitive indirette, più correttamente bisognerebbe denominarla questa misura di coazione all'adempimento di carattere patrimoniale. Non era un fenomeno, alieno, però era una misura settoriale, codice della proprietà industriale, codice del consumo e poco altro. Quindi non viene ancora avvertita come una misura, pur essendolo, applicabile in via tendenzialmente generale. Ora, fra le altre ragioni che impediscono, però, questo è il punto e così vorrei giustificare il titolo di questa relazione, l'interrogativo sul quale vorrei ragionare con voi, fra i principali fattori, secondo me, impedienti, che impediscono una applicazione effettiva di questa misura, c'è l'incertezza che ancora regna in ordine alla sua natura. Noi abbiamo 2 filoni di pensiero. Il primo, che cercherò qui di contestare, mostrandovi anche qualche ricaduta applicativa, qualche pronuncia.
Il primo filone di pensiero è questo, cioè chi ritiene che la misura coercitiva di quell'articolo 614 bis abbia una natura risarcitoria, cioè chi vede quindi in questa norma una tecnica di liquidazione dei danni futuri. Sarà più chiaro fra un attimo quando vedremo di che cosa si tratta, come si applica questa misura. Cioè invece, e ritengo che sia, lo dico subito, il filone di pensiero più corretto, cioè chi vede in questa misura una misura, naturalmente l'ho già detto, di tipo patrimoniale, punitiva, una misura afflittiva, quindi sanzionatoria afflittiva, e la qualifica, poi qui diciamo, si suddividono i filoni, diciamo, si tende a qualificarla come pena privata. Perché questo? Vediamo come si applica la misura per incanalare meglio il mio ragionamento. Allora, la misura entra a far parte del nostro ordinamento, l'ho detto, nel 2009 e entra però, attenzione, limitatamente agli obblighi cosiddetti infungibili, cioè gli obblighi aventi ad oggetto una prestazione infungibile e quindi gli obblighi che non possono essere portati in esecuzione con i procedimenti di quel libro terzo che tutti conosciamo, procedimenti di esecuzione in forma specifica in particolare, obblighi di consegna e rilascio, fare e non fare, sarebbe meglio dire disfare. Questa misura nel 2009 può essere richiesta soltanto nel giudizio di cognizione, in particolare nel giudizio di condanna, nel quale si chiede la condanna all'adempimento di questo obbligo infungibile su richiesta di parte, abbiamo già detto, e laddove la misura non appaia al giudice, nel caso concreto manifestamente iniqua. Che mas, come dicono gli spagnoli, nient'altro. Tutto qui. Questi sono i presupposti applicativi, gli elementi di fattispecie sono questi, ma ci torno. La manifesta iniquità, due parole. Il giudice, questa è una clausola, capite bene, difficile ragionare attorno a una clausola così ampia, verosimilmente il legislatore cosa intende dire al giudice? Attenzione, quando la prestazione ha natura personalissima, oppure pensate, ecco magari questo è ancora più chiaro, pensate quando la prestazione implica l'attività del terzo, pensate ad esempio a un'autorizzazione amministrativa, ecco, in quel caso potrebbe apparire manifestamente iniquo coartare patrimonialmente l'adempimento, no? Cioè cercare di indurre, così funziona, ma adesso ci arrivo, la misura, cercare di indurre all'adempimento il debitore minacciando il pagamento di somme di denaro. Bene, su richiesta di parte, laddove non risulti, non appaia manifestamente iniqua, il giudice con la condanna, con il provvedimento di condanna all'adempimento dell'obbligo principale, fissa la somma di denaro, lo vedete nel primo comma, in maniera chiara, fissa la somma di denaro dovuta dal debitore per il caso di inosservanza, di violazione o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, evidentemente di condanna. Questa condanna è una condanna quindi accessoria, si tratta di una comminatoria che viene data in forma di, diciamolo chiaramente, di condanna condizionale. Perché? Perché la condanna genera un obbligo pecuniario condizionale, cioè condizionato a un evento futuro incerto che è quello dell'inadempimento, e così il legislatore garantisce un mezzo di effettività, un mezzo di garanzia effettiva dell'adempimento in natura, cioè minaccia al debitore il pagamento di somme per il caso in cui non adempia alla prestazione. Viene qualificata, quarto comma, dalla legge come titolo esecutivo questa condanna, quindi a differenza per esempio del sistema francese non c'è bisogno di un giudizio successivo di liquidazione delle somme. Sapete benissimo, conoscete le forme dell'espropriazione forzata, si autoliquiderà nel precetto la somma asserendo gli episodi di inadempimento o la protrazione nel tempo di questo inadempimento, dopodiché si notificheranno a titolo esecutivo il precetto e si avverrà l'espropriazione forzata. Questo è il meccanismo, è tutto qui. La Strent funziona così. È una misura di coazione patrimoniale, si minaccia il pagamento di somme e, nell'ipotesi, l'espropriazione forzata per indurre il debitore all'adempimento. Velocissimamente, nel 2015 viene ampliato il campo applicativo perché il legislatore scorge in questa misura una misura con un enorme potenziale, voi comprendete bene anche in termini per esempio di deflazione dei procedimenti esecutivi quanto possa essere importante questa misura, e che fa? Allarga tutti gli obblighi, anche fungibili, con tutti i problemi che questo allargamento porta con sé, ad esclusione degli obblighi aventi ad oggetto il pagamento di somme. Quindi tolti gli obblighi pecuniari ed escluse, lo vedete nel quarto comma, le controversie di lavoro. Qui ci sono dei giustlavoristi hanno speso non belle parole per questa esclusione di dubbissima costituzionalità, ma diciamo, tolte queste due esclusioni, obblighi pecuniari da una parte e controversie di lavoro dall'altra, la misura è applicabile a tutti gli obblighi, fungibili o infungibili che essi siano, di consegna, di rilascio.
Nel 2022 però la misura compie un vero e proprio salto qualitativo, proprio sistematico direi. Perché? Perché dal 2022, lo leggete nel secondo comma, la misura può essere richiesta anche al giudice dell'esecuzione. Qui il legislatore raccoglie gli auspici di una parte della dottrina e prevede oggi anche questa possibilità. Attenzione però, perché la misura può essere richiesta al giudice dell'esecuzione non soltanto quando non è stata richiesta nel procedimento di cognizione, ma anche, e qui sta secondo me l'elemento di rottura, anche quando il creditore dispone di un titolo esecutivo diverso dal provvedimento di condanna. Pensate ad esempio a un verbale di conciliazione, pensate ad esempio a un atto pubblico, no? E quindi questa misura può essere applicata oggi anche non passando dal giudizio di cognizione, dal giudizio di condanna, indipendentemente quindi da questo, e ciò secondo me sul piano della natura incide, della natura della misura coercitiva di cui parliamo, incide notevolmente, e cercherò di riprendere questo passaggio alla fine. Quindi tornando al dibattito, vi ho detto 2 sono i filoni di pensiero. Ora, io credo che questa misura non abbia nulla a che vedere con il risarcimento dei danni, non sia da leggere come una misura, come una tecnica di liquidazione dei danni futuri, credo che sia una pena privata. Però, vedete, c'è un nutrito un filone di giurisprudenza, e c'è anche una parte della dottrina per il vero, che legge in questa misura una tecnica risarcitoria. Ad esempio, l'ho segnata, c'è una recentissima Cassazione, che non sto qui ovviamente a esporre in dettaglio, 18 marzo 2025, 7219, che addirittura dice, attenzione, la Strent avrebbe una natura variabile, cioè caso per caso, ex post, dalla motivazione del giudice dovrebbe ricavarsi che cosa? Come il giudice abbia inteso la somma che commina, questo è il termine corretto, al debitore per il caso del suo inadempimento. Potrebbe essere una somma risarcitoria oppure una somma intesa soltanto in senso comminatorio, cioè di minaccia. Questo, secondo la Cassazione, si ricaverebbe ex post, caso per caso. Ma, diciamo, al di là di questa pronuncia, sulla quale appunto vi ho detto non voglio soffermarmi, ciò che invece voglio dirvi è questo. C'è una nutrita serie di giudici di merito, diciamo di tribunali, che pur non aderendo formalmente alla natura risarcitoria, cioè in motivazione non si esprime in alcun modo questa preferenza per la natura risarcitoria, poi però, e vi invito a guardare credo oggi terzo comma, le norme cambiano diciamo repentinamente, credo oggi terzo comma, sì, però nel momento della determinazione della Strent, la Strent viene liquidata tenendo conto soltanto dei danni futuri, cioè dei danni prevedibili. Infatti se voi leggete il terzo comma, vedete il giudice determina l'ammontare della somma, quindi il legislatore indica dei criteri, voi capite che questa è una misura altro che ampia, ad amplissima discrezionalità giudiziale, e non può che essere così, funziona dappertutto così, Francia, Germania, è presente in pressoché tutti i paesi europei e anche extraeuropei. In Giappone funziona per esempio nella stessa misura, nello stesso modo. Ecco, vedete, detta dei criteri il legislatore, no? Il valore della controversia, la natura della prestazione e poi del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, questo è stato questo criterio inserito nel 2022 per il vero, e poi alla fine e tiene conto anche del danno quantificato o prevedibile. Ecco, i giudici hanno, e adesso vi faccio vedere un caso, così comprendiamo anche bene di che cosa si tratti quando parlo della Strent, ecco, è un dispositivo giudiziale combinatorio. Parecchi giudici liquidano la Strent soltanto tenendo conto dei danni prevedibili. Cerchiamo di... allora, non è questa... ecco, è questa. Vedete, Tribunale di Brindisi, è una fra le tante, riporto questa perché è la più chiara e riporto solo il dispositivo. Qui la controversia, velocemente, compagnia telefonica, impresa. La controversia esercita il recesso unilaterale, si addiviene a controversia, verbale di conciliazione, alla fine si concilia così. Obbligo a contrarre, cioè l'obbligo a rinnovare il rapporto telefonico alle stesse condizioni previste dal rapporto precedente. Ecco la Strent. Rilevato che, in considerazione del verosimile danno cagionando alla parte creditrice, commisurabile agli sconti che sarebbero stati applicati su fatture emesse a fronte dell'erogazione del servizio di energia e gas, appare opportuno, tutto qua, determinare l'entità della penale in 60 euro per ogni giorno di ritardo. Questa è la Strent. Cioè, vedete, è una sentenza condizionale perché naturalmente, come leggete, è subordinata a un evento futuro incerto, no? Genera un obbligo subordinato all'eventuale inadempimento e alla sua protrazione temporale, tra l'altro, no? Ora, il giudice, quello che a me più colpisce,
è che il giudice di Brindisi, questa è stata una pronuncia, un'ordinanza, perché il giudice dell'esecuzione, verbale di conciliazione, vi ho detto, è stata salutata con favore dalla dottrina questa pronuncia, però io mi domando, e volendo vi domando, il giudice di Brindisi non viene minimamente sfiorato da questo problema, e cioè, se la Strent viene liquidata sulla base dei danni futuri, noi stiamo ragionando in termini di responsabilità civile, giusto? Però io ho studiato altro, riprendetemi forse sbaglio, cioè che su diritti decide il giudice della cognizione, cioè il diritto al risarcimento dei danni per equivalente monetario, forse sbaglio, correggetemi, è una situazione sostanziale protetta prima e fuori dal processo e quindi per questo se ne chiede tutela al giudice della cognizione. Ecco, per esempio, la confusione quali problemi comporta, diciamo, non viene minimamente sfiorato il Tribunale di Brindisi da questa. Ma dico, al di là di ciò, il tema è un altro, cioè che questo, ed è il ragionamento che poi vorrei vi rimanesse, questo tipo di lettura, ed è una lettura risarcitoria, ripeto, la teorica risarcitoria, è una teorica che mortifica la Strent, cioè è una lettura che dimostra in maniera chiarissima che la misura non ci appartiene. Cioè la funzione della Strent, che a me sembra davvero anche semplice da immaginare, è quella di minacciare un danno, non di ripararlo. Qui invece la Strent viene liquidata con funzione, e potremmo dire questa, se voi la leggete, che cos'è? È una clausola penale giudiziale, tanto è vero, vedete, il linguaggio non è mai, secondo me, ingenuo, il giudice la chiama così. Opportuno determinare l'entità della penale, beh, noi non siamo in presenza della clausola penale, però la Strent è un'altra cosa, la Strent minaccia un danno, non tende a ripararlo. Comunque, questo tipo di lettura dove trova ancoraggio? Ho cercato di far riferimento un attimo fa, ecco, articolo 614 bis, nel criterio di determinazione, di quantificazione della Strent, comma terzo, parte finale, il giudice tiene conto, tra gli altri, no, adesso non rilevano, del danno quantificato o prevedibile. Dicono i professori che sostengono questa misura, beh, questo riferimento una qualche rilevanza deve pure averla, no? Cioè il legislatore menziona il danno, non può essere una misura totalmente distaccata, no? Dal danno. Io invece credo proprio di sì. Se ci pensiamo, per ragionare sulla natura dell'obbligo, dobbiamo prendere a riferimento gli elementi di fattispecie che determinano l'AN dell'obbligo, non i criteri di liquidazione che logicamente, credo, operano in una fase successiva, no? L'ho detto prima, chiaramente nel primo comma, se voi notate la relazione fra il denaro coercitivo e l'elemento di fattispecie presupposto, intercorre soltanto con la violazione del provvedimento, è chiaro. In osservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Perciò solo matura il denaro coercitivo. Qui la responsabilità civile è tutt'altro. Ora, al di là di svolgere un'analisi testuale, il problema qual è? Il problema è questo, e cioè, e si rischia di travisare proprio queste letture, cioè quelle del giudice del Tribunale di Brindisi, se si toglie la Strent dal problema culturale che però è pretestuale, cioè sta prima del testo. Ed è questo, noi purtroppo non riusciamo culturalmente ad accettare delle misure patrimoniali afflittive che siano totalmente disancorate dal danno, quando queste arricchiscono la controparte, perché vedete nell'articolo 614 bis non è indicato il beneficiario della misura, ma è sempre stato ritenuto pacifico, ragionando sulla necessaria istanza di parte per la sua applicazione, che il beneficiario sia il creditore dell'obbligazione principale che si vuole tutelare, nel senso di garantire un mezzo effettivo di adempimento in natura attraverso la Strent. Noi non riusciamo culturalmente, pensate per cenni all'enorme dibattito sui cosiddetti danni punitivi, no? I punitive damages, no? Abbiamo le sezioni unite che ci insegnano oggi responsabilità civile a valenza polifunzionale. Noi abbiamo una resistenza culturale in dottrina e in giurisprudenza enorme, no? Risarcimento punitivo andrebbe tradotto più che danni punitivi, ma pensate ancora alla sanzione di quell'articolo 96, comma terzo del Codice di procedura civile per responsabilità processuale aggravata. Tutte le difficoltà che l'hanno accompagnata, un dibattito enorme, perché? Perché lì l'attribuzione è alla controparte vittoriosa, l'attribuzione della somma di denaro applicata in via di sanzione. Ecco, se si disancora la Strent da questo dibattito non se ne comprende la ragione, cioè ragioni che sottostanno al Tribunale di Brindisi, che applica, vedete, in ragione del danno prevedibile. La Strent, altro che sanzione. Ecco, venendo quindi alle conclusioni, io credo che si tratti chiaramente di una misura afflittiva, credo che si tratti di una misura afflittiva, ve l'ho detto, perché il legislatore, e anzi di una misura afflittiva della massima deterrenza, perché il legislatore non dà rilevanza alcuna alla colpevolezza, a elementi soggettivi, no? Cioè all'inadempimento segue perciò solo la maturazione delle somme coercitive.
e credo che si tratti di una misura sanzionatoria qualificabile in termini di pena privata oggi. Perché? Perché nel 2022 il legislatore, ve l'ho detto, disancora dal giudizio di cognizione la strente, cioè la strente può oggi essere richiesta a prescindere da un provvedimento di condanna. Dove nasce la strente in Francia? Nasce così, cioè nasce a sostegno del provvedimento del giudice, nasce con l'intento di tutelare quel valore, che è un valore importante naturalmente, e cioè il valore del rispetto dell'ordine, dell'ottemperanza all'ordine del giudice. Noi oggi possiamo applicare la coercizione patrimoniale di tipo pecuniario all'adempimento a prescindere da un provvedimento del giudice con un verbale di conciliazione, come è questo caso. Qui dal giudice della cognizione non c'è mai passato nessuno. Per questo a me sembra che la figura che oggi meglio spieghi la misura è la figura della pena privata, cioè quella misura afflittiva di carattere patrimoniale data nell'interesse del privato e applicabile solo su iniziativa del privato, vuoi in via negoziale, vuoi anche in via giudiziale, qua nel caso su istanza di parte. Quello che comunque vorrei che vi rimanesse questo, che ciò che al di là della qualificazione può parlarsi in ipotesi anche di sanzione civile punitiva, perché comunque è possibile, laddove si chieda nel giudizio di cognizione, applicarla in via accessoria alla condanna. Però quello che vorrei rimarcare è questo, e cioè che c'è bisogno di un cambio di mentalità. O noi superiamo il limite culturale, questo diritto civile secolarizzato che non riesce a concepire una misura afflittiva di carattere patrimoniale attribuita alla controparte, oppure la strength, altro che effettività. E questo è un limite che, se ci pensate, ha indicato chiaramente di voler superare il legislatore. Cioè qui il danno cagionato non ha nessuna rilevanza nella fattispecie. La strength minaccia un danno per il caso dell'inadempimento, non lo ripara. Ora, se ci chiediamo poi perché il legislatore abbia intrapreso questa strada, cioè la strada di concepire come normale uno strumento di induzione all'adempimento di carattere patrimoniale, e qui concludo, io credo che si possa spiegare con le parole del professor Galgano. Il professor Galgano, noto studioso, concludendo un suo studio del 1987 pubblicato in Contratto e Impresa, si chiedeva perché già in quel momento il legislatore cominciasse a introdurre figure sanzionatorie di vario tipo afflittive, e diceva, riprendendo dai suoi studi di maggioranza uno dei principi del Parlamento inglese, siamo in tempi nei quali il Parlamento inglese ancora si esprimeva in latino, il Parlamento inglese decide sempre a maggioranza, dice Galgano, finanche quando si tratta di deliberare lo stato di guerra. Però laddove trattasi di mittere manus ad bursa hominum, allora il Parlamento inglese deve deliberare sempre all'unanimità. Ecco, dice Galgano, la verità è che allora come ora ciò che più gli uomini temono è che qualcuno possa mettere le mani nel proprio portafogli. Questa è l'idea che sottostà alla strength, no? E per funzionare bisogna comprenderla, cioè la strength minaccia un danno e non lo ripara. Grazie. Grazie davvero per questa relazione completa, brillante, e si può in realtà quasi cogliere un filo conduttore volendo riallacciarci all'inizio di questo discorso su temi differenti tra loro, ma che possono essere accomunati da un fil rouge. Abbiamo visto come in materia di codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza l'assenza di un intervento del legislatore abbia determinato problemi sul piano interpretativo. Qui vediamo un qualcosa di analogo, c'è una questione sul fronte della tecnica normativa dell'articolo 614 bis del Codice di procedura civile, ma come ha ben messo in luce, quando parliamo di questa misura c'è anzitutto un problema di carattere culturale, per cui mi sembra di aver capito che lei ritiene che non è tanto una questione di carattere normativo, o comunque non è solo un problema di carattere normativo nella costruzione della fattispecie, ma bisogna proprio cambiare impostazione a livello culturale italiano. Bene, arriviamo a questo punto all'ultimo intervento del dottor Andrea Secco, che è dottorando in diritto penale, procedura penale e filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Trento. Quindi abbiamo due dottorandi che vengono dall'Università degli Studi di Trento, e passiamo al processo penale, quindi dal processo civile arriviamo al processo penale con un tema altrettanto complesso, che è oggetto di approfondimenti e dibattiti ormai da anni, e mi sto riferendo all'integrazione tra diritto penale, processo penale e scienza.
Il dottor Secco, da questo punto di vista, si concentra sull'eventuale impiego di indici di orientamento probatorio per irrobustire, per rafforzare le massime di esperienza. A lei quindi la parola. Grazie Presidente, grazie agli organizzatori. Direi che la mia relazione si colloca all'interno di questo fil rouge che diceva prima, che è quello di un cambio di prospettiva culturale, in particolare con riferimento al diritto penale, al processo penale. L'interazione tra il diritto penale e i risultati che provengono da scienze sia empiriche che dure, quelle che noi chiamiamo appunto scienze dure, come possono essere la matematica, la chimica, la fisica, è oggetto sempre più di maggiore interesse, soprattutto a partire dagli anni 60 e 70 del secolo scorso. E il problema concerne poi in particolare il fatto di capire come si possa conciliare questa integrazione con il rispetto dei principi fondamentali che sono la base del nostro sistema penale. Sappiamo bene che uno dei principi fondanti del sistema penale italiano, ma non solo, è il principio di autonomia. Il giudice penale non è tenuto a applicare una sanzione restando vincolato a decisioni già prese da altri giudici civili o amministrativi o da autorità amministrative, salvo casi particolari indicati puntualmente, per esempio, all'articolo 3 del Codice di procedura penale. Ma al di là di questi casi, io sostengo che il diritto penale, anche chi appunto porta avanti il modello di scienza penale integrata contemporanea, che il diritto penale possa solo che beneficiare dal recepire dati, sia dati scientifici, sia anche appunto l'elaborazione di indici di orientamento probatorio che provengano da altre scienze, tenendo appunto sempre presente, come dicevo prima, l'importanza di i principi fondamentali che stanno alla base del nostro ordinamento, tra tutti il diritto di difesa, di cui al 24,2 Costituzione, e la presunzione di non colpevolezza, di cui al 27,2. Nei miei obiettivi di ricerca in particolare ritengo opportuno sviluppare il discorso da due prospettive. Una prospettiva più di carattere generale e teorica, che va ad indagare come possano reagire le cosiddette categorie dogmatiche della teoria generale del reato, se adottiamo la teoria tripartita, fatto tipico, antigiuridicità e colpevolezza, rispetto all'accoglimento di questi indici di orientamento probatorio. Dall'altro lato è interessante comprendere come questi indici di orientamento probatorio possano essere utilizzati dal giudice penale per provare all'interno appunto del processo penale singole fattispecie incriminatrici che vengono contestate a indagati o a imputati. In particolar modo, tra tutti, mi sono soffermato su alcune fattispecie, adottando la denominazione comune nella Vulgata, in particolare la fattispecie di stalking, di doping, il cosiddetto caporalato e tutta la materia del diritto penale degli stupefacenti. La scienza penale integrata ha delle radici che risalgono alla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. In particolare, colui che l'ha proposta per primo è stato Franz von Liszt in Germania, e in particolare a von Liszt interessava soprattutto coniugare e bilanciare il cosiddetto naturalismo criminologico con il diritto penale. Tuttavia non ha avuto una grande fortuna questo modello, per ragioni storiche e culturali, appunto, perché di lì a poco, negli anni 30, due giuristi giovanissimi, peraltro di 28-29 anni, Georg Dahme e Friedrich Schaffstein, hanno proposto il cosiddetto modello del diritto penale autoritario, che ha portato poi piano piano nel tempo anche all'affermazione, anche da un punto di vista giuridico, del nazionalsocialismo in Germania. Messo da parte il modello di scienza penale integrata, allora non lo si è più ripreso in mano.
Ne ha ricominciato a parlare la dottrina appunto solo nella seconda metà del Novecento in Italia. Per comprendere allora come possano reagire le categorie dogmatiche della scienza penale, soprattutto del diritto penale italiano, rispetto all'introduzione di indici di orientamento probatorio, ritengo soprattutto che sia importante soffermarsi sul terzo pilastro del reato, che è appunto la colpevolezza. Qui infatti potrebbe essere interessante volgere lo sguardo per esempio alle neuroscienze e ai risultati che provengono dalle neuroscienze per andare a indagare l'imputabilità di un soggetto. Sappiamo poi quanto sia complesso provare per esempio la colpa, ma ancora di più il dolo, perché provare il dolo vuol dire andare a provare a processo il foro interiore di un soggetto. Ecco allora che su tutto questo discorso interviene, è opportuno fare una premessa prima di andare a vedere alcune singole fattispecie incriminatrici, interviene la riforma Cartabia, che con il decreto legislativo 150 del 2022 ha imposto al giudice dell'udienza preliminare, se restiamo a livello di procedimento ordinario, di valutare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero tenendo conto di un principio fondamentale, che è quello della ragionevole previsione di condanna, cioè già il giudice dell'udienza preliminare, quindi non ancora il giudice del dibattimento, deve valutare la completezza del materiale probatorio posto a sostegno della tesi accusatoria. Tenuto conto di ciò, ritengo opportuno prendere in considerazione, appunto, come dicevo prima in premessa, alcune singole fattispecie incriminatrici. La prima tra tutte, la più evidente, il reato di atti persecutori, 612 bis, lo stalking. Qui addirittura sembra che il modello, con riferimento a questa fattispecie, che il modello di scienza penale integrata sia stato recepito dal nostro giudice delle leggi. Perché nel 2014, con la sentenza 172, la Corte Costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale, sottolineandola, dichiarata inammissibile, sottolineando come l'articolo 612 bis, che veniva tacciato di essere indeterminato, in realtà non è così poi indeterminato, perché il giudice penale dovrebbe andare a provare il cosiddetto stato d'ansia e di paura facendo riferimento a elementi sintomatici. Cioè bisognerebbe in sostanza prendere ad oggetto alcuni dati che vengono proposti soprattutto dalla cosiddetta sociologia dei comportamenti devianti per andare a capire effettivamente come in concreto si è manifestato questo stato d'ansia e di paura. Altre fattispecie interessanti, il 586 bis, noto anche come doping, e collegato a questo tutta la materia del DPR 309 del 90, il testo unico sugli stupefacenti, per provare appunto la presenza di sostanza stupefacente all'interno di un organismo non si può che fare riferimento ai dati che provengono da altre scienze, tra tutte appunto la medicina e tra le varie discipline soprattutto la genetica. Oltre a questo, altre fattispecie importanti possono essere, per andare a capire appunto il modello di scienza penale integrata, possono essere quella del cosiddetto caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, più correttamente denominata, il 603 bis, e nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione soprattutto quelli commessi dai pubblici ufficiali, laddove appunto alcuni dati importanti possono prevenire soprattutto dall'economia e dalla sociologia del lavoro. Prima di concentrarmi brevemente su un aspetto di diritto penale comparato, voglio soffermarmi un attimo su un tema che è al confine tra la parte generale e la parte speciale del diritto penale, che è quello dell'accertamento probatorio del nesso di causa nel concorso di persona eventuale, soprattutto del nesso di causa in quello che la dottrina e la giurisprudenza chiamano come concorso esterno nel reato associativo e soprattutto nel reato associativo di tipo mafioso.
sappiamo ormai come la fisionomia della criminalità organizzata, soprattutto di stampo mafioso, sia molto evoluta nel corso degli anni e in maniera rapida soprattutto negli ultimi anni. Ciò che interessa alle mafie è inserirsi sempre di più nei contesti economici, più che nei contesti sociali in generale. Le mafie si stanno sempre di più spostando anche rispetto ai territori di origine delle cosiddette case madri. Quindi sono nate le cosiddette nuove mafie e che si sono sviluppate nel nostro paese soprattutto in queste zone, il nord-est appunto dell'Italia. Allora la giurisprudenza si è interrogata su come si può provare la sussistenza della cosiddetta forza di intimidazione esercitata da un'associazione criminale di stampo mafioso su un determinato territorio, in un territorio che però è diverso rispetto a quello di origine di un'associazione di tipo mafioso. Noi in Trentino, per esempio, abbiamo avuto un caso noto che ha scosso appunto la comunità, che è il cosiddetto caso Perfido, cioè l'infiltrazione delle locali di 'ndrangheta nelle cave di Porfido. Ecco che qui la Corte di Cassazione, pronunciandosi proprio all'esito di uno dei filoni del caso Perfido, è giunta a dire che per provare il nesso di causa tra la condotta posta in essere da un associato che fa parte di una locale però staccata rispetto al territorio di origine dell''ndrangheta e l'evento dannoso o pericoloso che può venirsi a verificare, pericoli ovviamente soprattutto per il contesto economico di riferimento, è sufficiente non andare a indagare l'esteriorizzazione del metodo mafioso su tutta la comunità, ma andando a indagare in particolare cosa accade nel singolo settore economico. E la Corte di Cassazione ha detto: per capire se un determinato soggetto è o non è un associato, partecipi o non partecipi all'associazione, basta andare a guardare qual è, per esempio, il generale assoggettamento delle maestranze, il tentativo di influenzare i rapporti sindacali, qual è il rapporto che sussiste con i debitori, come appunto questi associati riescono a influenzare più in generale il singolo settore economico di riferimento. Indicazioni dal punto di vista dell'utilizzo di indici di orientamento probatorio a livello comparato derivano soprattutto dal sistema francese e dal sistema tedesco. In Francia, sin dagli anni 90, la Corte di Cassazione chiede ai giudici di merito di provare soprattutto il nesso di causa in materia di reati economici e reati finanziari, facendo riferimento a indici di orientamento probatorio laddove la fattispecie elaborata dal legislatore non sia sufficientemente tassativa e determinata. E lo stesso avviene in Germania, soprattutto con riferimento ai crimini ambientali. Sappiamo che in Germania appunto non c'è una distinzione tra delitti e contravvenzioni come abbiamo noi, ma la forma più grave di reato prende il nome di crimine, crimini ambientali causati soprattutto da omissioni da parte di pubblici ufficiali. Ecco allora che l'utilizzo del metodo scientifico proprio delle scienze dure e delle scienze sociali può solo che essere utile al diritto penale e al processo penale, perché va a ridurre il margine di errore nella valutazione delle prove, garantisce un migliore accertamento probatorio e garantisce un migliore procedere del ragionamento del giudice al momento della motivazione della propria decisione. Due sono le ragioni di un po' di contrasto della possibile affermazione di questo modello di scienza penale integrata nel nostro Paese, sui quali vorrei soffermarmi poco prima di concludere, che sono da un lato il fatto che il nostro legislatore, soprattutto il legislatore penale, sin dagli anni '80 continua a vivere in un'ottica di ansimante ricorrersi delle emergenze. Prima l'emergenza terroristica, poi l'emergenza mafiosa, poi l'emergenza immigrazione. Quindi c'è un continuo susseguirsi di emergenze che impediscono, a cui bisogna rispondere, che impediscono però di riflettere su una
riforma, che secondo me prima o poi sarà necessaria, integrale del diritto penale e del processo penale. Dall'altro lato però c'è anche un'altra problematica, che è quella che è legata al fatto che lo sviluppo delle indagini empiriche nel nostro Paese non è poi così sviluppato. La risposta quindi che si può dare a queste problematiche è da un lato al legislatore di concentrarsi su una riforma il più possibile sistematica dell'intera materia penale, dall'altro lato invece di volgere lo sguardo appunto alle proposte che vengono dalla dottrina, laddove invece il modello di scienza penale integrata, come dicevo sin dall'inizio, già a partire dagli anni 60 continua a riscuotere interesse. Quindi da una fusione tra dottrina e legislatore si potrebbe ottenere come beneficio il fiorire almeno a livello legislativo di questo modello che è stato proposto sin dalla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Grazie dottor Secco, anche a lei per questa relazione interessante, sicuramente, e che ci permette di chiudere la nostra sessione ancora una volta con questo fil rouge. Anche in questo caso abbiamo visto una certa inerzia del legislatore al riguardo sul campo scientifico, ma anche un problema di carattere culturale in Italia. C'è, quando parliamo di interazione tra processo, diritto penale e scienza, anche un problema di tutela dei diritti fondamentali che sicuramente bisogna considerare. Lei ha messo in luce il diritto di difesa, la presunzione di innocenza, e quando parliamo di prova scientifica sicuramente bisogna anche toccare il tema fondamentale dell'affidabilità della prova scientifica, che si deve quindi prestare al contraddittorio scientifico come metodo, no? E, mi chiedevo se lei ha avuto modo anche di affrontare, visto che ha citato la questione delle neuroscienze, se lei ha citato questo tema rispetto all'imputabilità. Ha avuto modo di trattarlo anche sul piano dell'accertamento dell'attendibilità delle dichiarazioni e quindi utilizzo delle neuroscienze su questo versante come ausilio per il giudice rispetto all'attendibilità delle dichiarazioni che possono essere sia dell'imputato ma anche dell'eventuale testimone. Grazie. Grazie a lei. Sì, in realtà sì, non solo con riferimento ai risultati delle neuroscienze, ma anche con riferimento all'utilizzo di altri strumenti come possono essere per esempio alcuni strumenti che vengono utilizzati negli Stati Uniti d'America, come quella che è nota, la vulgata come la macchina della verità, ecco, per provare appunto la credibilità e l'attendibilità della fonte di prova, della fonte testimoniale in particolare. In realtà credo che qui debba prevalere, però nel momento in cui andiamo a provare credibilità e attendibilità di una fonte di prova, debba prevalere su tutti il principio di libertà di autodeterminazione del soggetto, che apre, come sappiamo, il libro terzo del codice di procedura penale, viene ribadito anche al 64,2 del codice di procedura penale e si sottolinea appunto il fatto che comunque il testimone in qualsiasi caso deve essere lasciato libero di autodeterminarsi. Quindi sostengo che qualsiasi dato possa provenire dalle neuroscienze per provare l'attendibilità di un soggetto, anche qualora si dovesse arrivare appunto ad ammettere l'ingresso di questi strumenti all'interno del processo penale, debba essere vagliato dal giudice, non da un perito, ma dal giudice come soggetto che è peritus peritorum all'interno del processo penale, con estrema cautela, tenendo conto appunto sempre che si trova davanti ad una materia che è umana, che è appunto il soggetto che si trova a rendere testimonianza, a rendere dichiarazione all'interno di un processo penale. Grazie, sono perfettamente d'accordo, c'è un limite fondamentale nel nostro codice di procedura penale che dobbiamo tenerci stretto ed è racchiuso nell'articolo 188 che tutela la libertà morale. Quindi ringrazio
Scusate, ecco. Ringrazio la relatrice, ringrazio i relatori e chiudo la sessione. Grazie. Ovviamente se avete domande siete liberi di intervenire. C'è qualcuno che ha un'osservazione, uno spunto di riflessione? Prego. Sono d'accordo assolutamente, però torno, questo è un punto sul quale poi ho corso per ragioni di tempo, però è bene capire, sono d'accordissimo, il giudice attraverso la motivazione, proprio perché la pena privata è a fattispecie giudiziale, proprio perché altro che discrezionalità, siamo quasi all'arbitrio, lo si scrive anche in dottrina naturalmente, ma non può che essere così, è una misura che nasce così e non può che essere così. E quindi per questo nella motivazione il giudice deve dare conto, no? Però attenzione, il danno quantificato prevedibile, io su cosa voglio marcare questo punto, non è il fondamento della misura, cioè la ragione per la quale il danno è previsto fra i criteri di commisurazione è questa, ossia la misura ha funzione deterrente, no? Dissuasiva dall'inadempimento. Quale ragionamento il legislatore compie? Se l'inadempimento che ha occasionato il processo, nel quale per evitare l'inadempimento futuro si pronuncia la strent, se in questo processo civile viene liquidato un risarcimento dei danni ovviamente molto cospicuo, quell'obbligazione risarcitoria ha già di per sé efficacia deterrente, spingerà, se devo pagare 1 milione di euro di risarcimento dei danni, verosimilmente non ricadrò nell'inadempimento. Quindi dice il legislatore, attenzione, per evitare misure sproporzionate, questo è il punto, cioè quei criteri, in particolare il danno, vuole garantire il principio di proporzionalità. Dice, se si liquida un risarcimento, infatti menziona non a caso il legislatore il danno quantificato e prevedibile, quello passato e quello futuro insieme, proprio perché non è una clausola penale che liquida danni futuri. Dice, attenzione, se il risarcimento ai danni è cospicuo, verosimilmente si asterrà e quindi la misura coercitiva la si può anche pronunciare, però la si deve, per dire così, contenere, no? In livelli. Questo è il ragionamento. Poi sono d'accordissimo, assolutamente, la motivazione passa attraverso la motivazione il controllo della pena privata, assolutamente sì. Grazie della domanda. Grazie. Un'altra domanda? Sì, sempre per Luca. Piace che questo tema susciti, ma sono contento. Sì, no. Benissimo. Ne stavamo anche parlando fra noi e ci ponevamo così una domanda, che non so se effettivamente possa essere un problema o se sia un falso problema. Cioè si potrebbe porre un problema di arricchimento del creditore se questa misura dovesse spingersi oltre. E in che modo quindi eventualmente il giudice dovrebbe calibrare proprio la determinazione della misura? Vedi, grazie della domanda, questo è il punto nodale per il quale noi abbiamo il problema culturale che non ci permette di svincolarci dalla dimensione risarcitoria. Chi sposa le letture risarcitorie compie questo ragionamento qui, cioè qualificare il denaro coercitivo come denaro risarcitorio. Cosa vuol dire? Vuol dire mettere in relazione col futuro giudizio di risarcimento dei danni quel denaro e dire, se per l'inadempimento che si cercava di evitare si è prodotto un danno, io da quella liquidazione dei danni devo scomputare il denaro coercitivo, quello già maturato a titolo di estrent. Chi fa questo ragionamento e muove quindi della natura risarcitoria per questo fine, cioè per mettere in relazione il denaro coercitivo col giudizio risarcitorio, muove da questo che però è un bias cognitivo, vero e proprio. Cioè dice, ma come si fa? Questi sono arricchimenti ingiustificati, quindi il creditore può assommare il denaro coercitivo e il denaro risarcitorio. Sì, perché? Perché la funzione è quella deterrente. Altrove, per esempio in Germania, hanno fatto una scelta di tipo diverso, hanno detto proprio questo, ma scusate, se noi applichiamo una sanzione, cioè se applichiamo una misura afflittiva per violazione dell'ordine del giudice, noi non possiamo permettere al privato di arricchirsi. Però adesso faccio un ragionamento diverso. Voi pensate nell'ottica funzionale, cioè se la funzione della stretta è quella di evitare l'adempimento, di indurre il debitore ad adempiere, voi pensate ad esempio nei rapporti fra imprese. Quanto questa efficacia di deterrenza
venga, come si può dire, massimizzata nel momento in cui l'impresa, pensate alla concorrenza sleale, a un'inibitoria, no? Nel momento in cui l'impresa sa che violando il comando del giudice, comunque violando l'obbligo, questo è un obbligo di non facile, no? Diciamo, in materia di concorrenza sleale vengono pronunciate le inibitorie, no? Da quegli atti ci si deve astenere. Voi pensate, verosimilmente l'impresa si asterrà perché non solo percepisce dalla minaccia del denaro coercitivo l'impoverimento, ma l'arricchimento della concorrente che sta danneggiando quegli atti di concorrenza sleale. Ecco, in questo senso mi sembra che la misura, la scelta del legislatore di individuare il beneficiario, poi non lo individuo espressamente, vi ho detto, nel creditore è una scelta molto felice. In Francia avviene così, in Giappone avviene così, ma avviene così anche in Spagna, avviene così in tanti paesi. Solo che noi scadiamo in questo, che è un vero e proprio bias cognitivo, cioè non riusciamo a concepire che una misura afflittiva arricchisca la controparte del rapporto soggettivo, perché diciamo, ma come? È un arricchimento ingiustificato, non corrisponde al danno subito. Ma chi lo ha detto che un trasferimento di ricchezza deve contenersi nel danno subito? La Strent minaccia il danno, come fa a contenersi nel danno occasionato dall'inadempimento? È un controsenso in termini, no? Non so se è chiaro il ragionamento che ho fatto, cioè c'è una ragione per cui si attribuisce al creditore la somma, questo voglio dire, perché massimizza l'effetto nei rapporti interprivati deterrente. Io percepisco di potermi impoverire, ma percepisco simultaneamente di arricchire la mia controparte, allora forse ci penso 2 volte, no? Questo è il ragionamento. Sì. Questo è il punto, cioè bisogna capire che la Strent minaccia un danno. Se la Strent minaccia un danno, una giuslavorista, la professoressa Nunin, i giuslavoristi lo sanno molto bene, negli anni 70, l'ultimo comma dell'articolo 18 del Codice del lavoro, quindi diciamo quello è un campo. C'è una bellissima monografia di Marco Biasi che critica l'esclusione delle controversie di lavoro dall'articolo 614 bis, se la prende con il legislatore in maniera chiara. Comunque sì, cioè bisogna distinguere la funzione. La Strent minaccia il danno se si parte, ma è un bias cognitivo da questo limite. Noi non possiamo concepire un arricchimento del creditore nel momento in cui questo è svincolato totalmente dal danno. Ma la Strent è questo, la Strent minaccia il danno al debitore. Come si giustifica l'incameramento non da parte dello Stato, come avviene in Germania o altro ente pubblico, adesso non ci perdiamo in questi dettagli, ma al creditore dell'obbligazione stessa tutelata? E secondo me partendo da questo presupposto, cioè che nei rapporti interprivati la percezione dell'impoverimento simultanea alla percezione dell'arricchimento della mia controparte verosimilmente produce un effetto deterrente ancora maggiore, no? Pensate, ripeto, ai rapporti fra imprese, un patto di non concorrenza, no? La concorrenza sleale, se ne possono fare tanti esempi, no? Io percepisco di arricchire il mio competitor oltre che impoverirmi tutte le volte in cui continuo a compiere atti di concorrenza sleale con i quali lo impoverivo e mi arricchivo contra ius o come volete, no? Questo è il ragionamento. Però questo sì, però vanno tenuti distinti i danni punitivi, secondo me, il risarcimento punitivo per questa ragione, perché lì la funzione deterrente è ultra individuale. Almeno nascono così in Inghilterra, poi lo sappiamo, si sviluppano negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra li lasciano, cioè risarcimenti cospicui per funzione general preventiva, direbbero i colleghi penalisti, processual penalisti. Noi invece abbiamo una funzione deterrente tutta interna al rapporto obbligatorio. La Strent minaccia il danno al debitore per farlo adempiere, fine. Non ha funzione general preventiva, mentre il risarcimento punitivo, almeno nasce così, ha funzione general preventiva, non solo special preventiva. Adesso finisco con l'incursione. Grazie. Grazie. Ulteriori osservazioni? Sì, prego. Anch'io avrei qualche, più che altro, suggestione rispetto alla relazione del dottor Pastore. Intanto tutto il tema della pena privata è un tema che per me è familiare, nel senso che esiste in diritto romano e c'è tutto un tema, e poi anche la difficoltà appunto rispetto all'oggi di concepirla. Mi era venuto in mente, ma è proprio una suggestione che probabilmente arreca più problemi che non soluzioni, ma se questa somma di denaro comunque determinata da dare appunto a titolo afflittivo fosse posta non a vantaggio del creditore ma a vantaggio, mettiamo caso, dello Stato, potrebbe rendere più funzionale ma in realtà appunto è una provocazione più che altro. Sì, io torno a dire, secondo me no, nei rapporti interprivati no, è per questo che quella norma, adesso ci sono le slide, il quarto comma dell'articolo 614 bis esclude le controversie di lavoro. Quella è una norma di dubbissima legittimità costituzionale. Io torno a dire, nei rapporti interprivati la percezione simultanea
di arricchire l'altro, oltre che a impoverirmi, no, in ragione della maturazione del denaro coercitivo, per me porta al massimo livello la deterrenza. Però il problema è proprio questo, vedete, ed è culturale. Noi siamo disposti ad accettare una misura con la quale si coarta il debitore. Il problema è sempre lo stesso, mittere manus ad bursa hominum, no? Diceva nel Parlamento inglese, cioè noi quando percepiamo che qualcuno ci mette le mani nei portafogli, allora no, e vai con le teorie risarcitorie, no? Allora no, ma il danno, il giustificato arricchimento, secondo me è tutto da qui, cioè tutto da qui parte, non siamo culturalmente disposti, questo è il problema di fondo. A me sembra che la soluzione di attribuire alle casse pubbliche, diciamo così, allo Stato, al ente pubblico, non sia una soluzione felice. Vabbè, certo, anche perché poi sarebbe problematica. Poi tra l'altro, anzi, grazie dello stimolo, poi c'è anche un altro problema, cioè proprio perché i rapporti sono interprivati, nella tutela giurisdizionale dei diritti si avrebbe, infatti questo è un problema che non sfiora i tedeschi, l'assurdo per il quale la negazione del diritto è occasione di arricchimento ingiustificato dello Stato, allora mi verrebbe da dire, cioè io tolgo la spada privata in ragione della configurazione di un sistema che tutela, su ciò si fonda, no? Anche dico la sanzione penale, io ti tolgo la spada privata, cioè divieto di farsi giustizia da sé, prometto di darti un sistema di tutela giurisdizionale. Questo è ineffettivo, addirittura siamo al punto per cui mi arricchisco con il denaro coercitivo davanti all'inadempimento. Nei rapporti interprivati secondo me è molto più logico, oltre che funzionale, ripeto. Nei rapporti fra imprese secondo me esce fuori in maniera chiara. L'impresa percepisce, oltre che all'impoverimento, l'arricchimento dell'altra se continua a compiere atti di concorrenza sleale. Questo, Grazie. Grazie. Altre domande? Bene. Vi ringrazio e possiamo quindi chiudere la sessione. Va bene. Allora, diamo inizio a questa 8ª sessione di questa bellissima convegno dottorale che anche quest'anno è stato ricco di spunti, di interventi. Mi complimento con tutti. Io sono la professoressa Nonin, sono ordinaria di diritto del lavoro all'Università di Trieste. Devo dire che seguo fin dall'inizio questa iniziativa, fin da quando è nata, l'ho vista crescere sempre di più nel tempo, aprirsi alla collaborazione anche di colleghe e colleghi, dottorandi e dottorandi di altri atenei, cosa che mi rende molto felice. E voglio quindi esprimere a tutti, sia quelli che ho avuto il piacere di ascoltare, sia invece quelli e quelle tra voi di cui ho visto solo i temi trattati nelle ricerche proposte qui, il mio apprezzamento per il lavoro e anche per la creatività dei temi, l'interesse delle tematiche trattate. Spero che anche la permanenza a Trieste per i non triestini e non londinesi, che in fondo Trieste la conoscono, sia stata piacevole. Bene, ringrazio gli organizzatori e le organizzatrici, per me è sempre un onore, mi fa piacere, non lo dico per piaggeria, è un grande piacere essere coinvolta in qualche modo in questa iniziativa. Quest'anno mi è stata affidata una sessione particolare, nel senso che all'interno di un dibattito ampio che ha toccato molti profili di innovatività, l'abbiamo visto anche nelle sessioni precedenti, ancora lo vedremo, qui ci muoviamo in un'ottica che è un'ottica di diritto comparato, quindi si sono voluti prendere in esame 2 paesi specificamente, 2 paesi dell'Unione Europea, che sono l'Italia e la Spagna, interessanti da giustapporre perché ci sono dei profili di disciplina comune, delle tradizioni costituzionali assimilabili. Parlo per il diritto del lavoro, la Costituzione spagnola adottata dopo l'uscita della Spagna dal franchismo guardò molto alla Costituzione italiana nella costruzione, no, della parte della Costituzione spagnola che si occupa di lavoro, di diritti. Quindi sono paesi che sono vicini, che sono abituati dal punto di vista accademico a collaborazioni importanti, sono paesi tra i quali c'è una forte mobilità di studenti e studentesse, sia i nostri e le nostre studentesse che vanno in Spagna, sia chi viene qui da noi, quindi ci sono tanti motivi per cui può essere interessante guardare anche a questo ordinamento e confrontando con quello che succede in Italia. Questa è una sessione anche mista, nel senso che si sono prese in esame 3 questioni puntuali relative a materie che sono materie diverse, perché avremo la relazione della dottoressa Francesca Natale dell'Università della Campania, Luigi Vanvitelli, che prende spunto da quelle che sono le realtà organizzative delle pubbliche amministrazioni per fare una serie di considerazioni che toccano il tema
delle tecnologie digitali, dei rischi e delle capacità anche adattive, no, delle pubbliche amministrazioni rispetto a questi nuovi strumenti, a queste nuove modalità di organizzare il lavoro. Avremo la relazione del dottor Cristian Tulissi, che è dottorando dell'Università di Trieste, quindi gioca in casa, che ci parlerà del professionismo sportivo guardando alla realtà spagnola. Lui sta studiando da diverso tempo, anche per la tesi di dottorato, il tema dello sport, delle riforme del lavoro sportivo dal punto di vista italiano, allargando però anche il suo sguardo dal punto di vista comparato, quindi anche dalla sua relazione ci verranno, credo, delle suggestioni interessanti. E infine abbiamo il dottor Vanzetto dell'Università di Udine, lo ringrazio, sono felice che si sia potuto comunque collegare, superando così le difficoltà legate agli scioperi dei treni odierni, che invece affronta un tema diverso, quindi qui il diritto del lavoro rimane ai margini, avrò anch'io da imparare, quindi non è una materia di cui mi occupo specificamente, ma è un tema molto interessante perché ci parlerà dell'exit del socio nella trasformazione transfrontaliera, quindi il tema che tocca il diritto societario e opera un'analisi, l'obiettivo è operare un'analisi di tipo comparato tra il diritto di recesso italiano e il Derecho Nachher spagnolo, del diritto spagnolo. Seguirò l'ordine degli interventi e poi mi riserverò qualche osservazione finale, no? Sperando che ci sia il tempo. I relatori e la relatrice sanno quali sono i tempi concordati, quindi innanzitutto do la parola alla dottoressa Francesca Natale, il cui intervento è intitolato "Due modelli di pubblica amministrazione a confronto. Quali sono le soluzioni adottate dall'Italia e dalla Spagna dinanzi ai rischi scaturenti dalle tecnologie digitali?". A lei la parola, dottoressa, grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio il comitato organizzativo per questa opportunità e la professoressa Nunin per la presidenza di questa sessione. Come appunto diceva quest'ultima, il mio intervento vuole proprio ad indagare sulla digitalizzazione del lavoro pubblico, sulla digitalizzazione appunto del lavoro che anche nel settore pubblico costituisce un fenomeno sostanzialmente in costante evoluzione, accompagnata da una trasformazione profonda dal modo in cui concepiamo proprio l'organizzazione del lavoro e la prestazione quindi lavorativa. Da questo punto di vista in Italia è certo emblematica la figura del lavoro agile introdotta dalla legge 81 del 2017, il cui articolo 18 sancisce esplicitamente la possibilità di poter eseguire la prestazione lavorativa in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno dei locali aziendali, senza però quello che risulta essere una postazione quindi fissa entro solo i limiti massimi dell'orario di lavoro giornaliero e settimanali stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e questo è un aspetto sul quale è bene soffermarsi, in quanto appunto la relazione si svilupperà proprio su quelli che risultano essere i rischi della possibile reperibilità costante dei lavoratori di fronte a questa modalità lavorativa. Un caso analogo però si sviluppa in Spagna, dove parallelamente a quanto accade in Italia una spinta propulsiva all'utilizzo di tale modalità nel campo delle pubbliche amministrazioni vi è stata a partire dalla pandemia da Covid-19, periodo durante il quale le pubbliche amministrazioni italiane hanno individuato nel lavoro agile, ovvero nello smart working, la modalità per continuare ad offrire i servizi pubblici. Come appunto dicevo, in Spagna si è sviluppato un fenomeno analogo e si è intervenuti però con una regolamentazione d'urgenza, differentemente a quanto avveniva in Italia, dove in realtà una legge già vi era, seppure appunto non utilizzata come è accaduto successivamente. In Italia si interviene con il Regio Decreto Legge numero 29 del 2020, emanato il 29 appunto settembre, sulle misure urgenti in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, con il fine di migliorare la prestazione dei servizi pubblici, il benessere dei lavoratori e anche la conciliazione vita-lavoro, fine che però rileviamo anche nella legge 81 del 2017.
Da questo punto di partenza, quindi alla luce della crescente centralità che sostanzialmente la transizione digitale assume anche nelle pubbliche amministrazioni italiane, basti pensare al fatto che ad oggi si parla di intelligenza artificiale anche nella pubblica amministrazione, occorre interrogarsi sul benessere dei lavoratori e se in realtà tali modalità di utilizzo e tali modalità con cui i lavoratori effettuino la prestazione lavorativa sono realmente in grado di assicurare ai lavoratori il benessere lavorativo. Oggi le amministrazioni, soprattutto le amministrazioni italiane, appaiono molto più sensibili a garantire il benessere appunto ai lavoratori. Basti pensare che nel patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale si afferma proprio che la pubblica amministrazione debba fondarsi sulla valorizzazione delle persone. Lo stesso PNRR e le linee guida della riforma amministrativa ribadiscono che il successo della pubblica amministrazione si basa sul capitale umano, ma anche in i POLA, che oggi sono confluiti per ONEPIAO, stabiliscono sostanzialmente che in tema di lavoro agile sia richiesta una maggiore integrazione tra il benessere lavorativo e la performance, quindi per valutare la performance bisogna anche valutare il benessere lavorativo. Quindi sostanzialmente ci sono degli strumenti come rilevazioni periodiche che possono valutare il benessere organizzativo e la motivazione del personale. Si inizia insomma a porre molta attenzione alla felicità del dipendente che presta la sua modalità di lavoro attraverso una modalità di lavoro agile, coinvolgendo organismi come ad esempio i comitati unici di garanzia. Tuttavia, appunto, come dicevo in partenza, forse il lavoro agile presenta con sé quelle che risultano essere sostanzialmente appunto delle criticità. Vi è l'assenza, come appunto detto in partenza, di un vincolo orario, ma non solo di un vincolo orario, seppure appunto viene stabilito che debba prestarsi entro i limiti della giornata massima lavorativa e settimanale, ma vi è comunque l'assenza di un vincolo orario perché è un lavoro che si sviluppa per obiettivi e anche di una prestazione appunto di un luogo fisso, perché può essere prestato in parte all'interno dei locali aziendali, in parte all'esterno, quindi sostanzialmente ad esempio durante il periodo della Covid-19 si è sviluppato con delle forme di home working. Questo appunto sviluppa con sé delle criticità rilevanti non dissimili tra Spagna e Italia. Però il fattore tempo costituisce un elemento essenziale nel rapporto di lavoro, non solo appunto perché è collegato allo status di disponibilità del lavoratore, ma è anche e quindi alla prestazione debitoria di quest'ultimo, ma anche perché è il periodo durante il quale il datore di lavoro può esercitare il proprio potere direttivo, quindi potrebbe esercitarlo solo durante il periodo in cui esercita la prestazione lavorativa. Però appunto l'assenza di questo vincolo di tempo diciamo ben scandito può comportare un prolungamento implicito della reperibilità del lavoratore che sfocia poi in una disponibilità permanente. Proprio per questo motivo il legislatore italiano, ben consapevole di questo e ben consapevole di questo rischio anche nelle pubbliche amministrazioni, riconosce esplicitamente nel pubblico impiego il diritto alla disconnessione con la legge numero 61 del 2021. Sarebbe il diritto appunto del lavoratore e del pubblico dipendente a non essere appunto contattato al di fuori dell'orario di lavoro senza che questo possa avere sostanzialmente delle ripercussioni nel rapporto lavorativo. Ciò nonostante permangono delle difficoltà nel misurare correttamente l'orario di lavoro effettivamente svolto in modalità agile. Mentre Spagna l'articolo 39 al comma 4 de los Estatutos de los Trabajadores, che sarebbe appunto lo statuto di riferimento per i pubblici impiegati, sostanzialmente impone la registrazione dell'orario di lavoro in maniera differente rispetto a quanto accade in Italia, perché in Italia abbiamo uno strumento meno rigoroso, abbiamo il libro unico che però non determina la necessità di misurare quello che risulta essere l'orario in entrata e l'orario in uscita, mentre in Spagna, almeno dal punto di vista formale, sembrerebbe esservi uno strumento più rigoroso perché è necessario, e questo è stato ben messo in evidenza anche da parte della letteratura spagnola, che venga sostanzialmente misurato con qualsiasi strumento, quindi cartaceo, a modalità
telematica, modalità mista, quale sia l'orario di lavoro effettivamente svolto. Questo non accade in Italia, appunto ripeto, dove il libro unico non impone questo obbligo che sostanzialmente forse nelle pubbliche amministrazioni spagnole vi è, ma è solamente formale. È legittimo dunque chiedersi se il lavoro da remoto, tanto in Italia quanto in Spagna, sia realmente uno strumento in grado di conciliare la vita lavorativa con la vita appunto privata. Non a caso, appunto, differentemente da quanto accadeva precedentemente, cioè durante i primi tempi in cui si è parlato di lavoro agile, ad oggi la dottrina non parla più e non mette più in evidenza come tale modalità di lavoro possa essere ben coniugata con fenomeni quali work-life balance, ma al contrario si inizia a parlare di work-life blending, dove appunto il termine blending indica una fusione tra quella che risulta essere la vita lavorativa e la vita appunto privata di ogni pubblico dipendente. In Italia e in Spagna inoltre il quadro normativo per i pubblici impiegati appare frammentato perché oltre la legge che ho già citato precedentemente, cioè sarebbe il Regio Decreto Legge numero 29 del 2020, vi è la legge numero 10 del 2021 che sarebbe la legge sul lavoro a distanza, che si applica però alle società che risultano essere sostanzialmente le società pubbliche commerciali. E quindi vi è un quadro normativo che appare in maniera che appare molto frammentato e di conseguenza quindi vi è una regolamentazione differente, in quanto la disciplina del Regio Decreto Legge 29/2020 è molto carente, perché a differenza da quello che accade nella legge 10 numero 21 non stabilisce nessuna regola sull'organizzazione del lavoro tramite tramite appunto strumenti digitali e quindi la regolamentazione viene lasciata a ciascuna amministrazione di competenza. Inoltre l'articolo 47 bis dello Statutos Básico de los Empleadores Públicos determina che i lavoratori che prestano l'attività lavorativa mediante strumenti tecnologici hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei lavoratori che non prestano, che sono in sede. Questo appunto è un aspetto particolarmente critico nella legislazione spagnola, in quanto non si può pensare che non sorgano dei nuovi diritti e dei nuovi doveri nei confronti appunto del datore di lavoro, doveri nei confronti del lavoratore, diritti dei lavoratori, dei nuovi diritti nei lavoratori appunto che svolgano la loro prestazione appunto a distanza. Il rischio in questa prospettiva, quindi soprattutto si sarebbe dovuto parlare di un diritto alla disconnessione in questo statuto che avrebbe richiesto sicuramente una maggiore attenzione, in quanto sì è regolamentato anche in Spagna così come in Italia, ma sono rimaste appunto disposizioni normative forse anche inattuate, in quanto secondo il mio parere, non essendo previste delle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro o dei datori di lavoro sia pubblici che privati che non attuino questo diritto alla disconnessione e non rispettino le fasce di contattabilità previste dal lavoro agile, rimangono appunto lettera morta. Il rischio dunque è che il telelavoro in Spagna, così come il lavoro agile, vengano percepiti come una soluzione automatica per migliorare la qualità di vita, quando in realtà senza una regolamentazione adeguata rischiano appunto di determinare una sovrapposizione tra quella che risulta essere la vita lavorativa e la sfera privata, con conseguenze anche sul piano psicologico e sul piano appunto emotivo. Non a caso si parla di nuove patologie sulle quali per ragioni di tempo non mi è permesso soffermarmi, ma molto banalmente appunto possiamo pensare al fenomeno del workaholism, che indica proprio la dipendenza dal lavoro, o il technostress, che poi si sviluppa in techno anxiety e molti fenomeni, che però riassumendo indica proprio quella che risulta essere una patologia tipica dei lavoratori che non riescono a sentirsi al passo con l'avanzare delle nuove tecnologie. Questo penso che sicuramente è un fenomeno molto tipico che si sviluppa nelle pubbliche amministrazioni italiane, soprattutto perché è evidenziato che vi sono dei fenomeni costanti di divario, cioè vi è un divario digitale molto noto, e per questo può svilupparsi in maniera rilevante. Nel contesto pubblico italiano queste problematiche sono ancora più evidenti appunto proprio per questo fenomeno, a cui si è cercato di rimediare
cambiare attraverso delle disposizioni che erano già previste precedentemente ma sono state rilette. Basti pensare all'articolo 2087 del Codice Civile, che è stato definito dalla dottrina norma in bianco, ma anche dall'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008, ovvero il testo unico, che prevede che nel documento della valutazione dei rischi debba essere fatta esplicita menzione e valutazione anche dei rischi psicosociali. In realtà sostanzialmente questo però non accade in Spagna, dove vi è la legge sulla prevenzione dei rischi, è una legge del 1995, una legge quindi che non fa alcun esplicito riferimento e non considera come il lavoro a distanza possa essere prestato anche attraverso degli strumenti tecnologici, e quindi sostanzialmente non considera quello che risulta essere ad esempio il fenomeno dell'iperconnessione. Ormai quindi, potendo definire questa legge quale una legge obsoleta, priva di riferimenti espliciti al digitale e ai rischi psicosociali. Per questo motivo nel 2023 però è stata approvata una strategia di revisione che ha trovato un ulteriore sostegno anche da parte di studiosi accademici, i quali nel marzo 2024 hanno rivolto proprio un appello al Ministero del Lavoro, sottolineando l'importanza e l'urgenza di una legislazione più dinamica e orientata alla prevenzione. In conclusione, quindi mi avvio alle conclusioni, tanto in Italia quanto in Spagna, a mio parere, emerge la necessità di una regolamentazione più chiara ed efficace del lavoro agile, ovvero del telelavoro, ovvero il teletrabajo nelle amministrazioni pubbliche in Spagna. Se ben gestite, queste modalità possono sicuramente appunto garantire una migliore conciliazione vita-lavoro, un benessere dei lavoratori che aumenta, ma al contrario, se non correttamente gestite e se non con una regolamentazione e una legislazione adeguata, possono comportare fenomeni dal punto di vista diametralmente opposti. In primis, quindi, è indispensabile accompagnarle con norme precise sul diritto alla disconnessione e nel caso delle pubbliche amministrazioni anche con direttive e regolamenti che possano stabilire sostanzialmente anche le sanzioni nel caso della violazione da parte dei superiori gerarchici che non rispettino quest'ultimo, cioè il diritto alla disconnessione, e le eventuali fasce di contattabilità di cui si fa esplicita menzione proprio nella legge istitutiva del lavoro agile. In questa prospettiva, quindi, risulterebbe altresì fondamentale investire sulla formazione dei lavoratori, non solo per accrescere le competenze digitali, ma altresì per imparare loro a gestire lo stress, i tempi e l'equilibrio tra i vari ambiti della propria vita, quindi una cultura del lavoro che dovrebbe cambiare proprio alla base. Grazie a tutti. Complimenti dottoressa, anche perché nel tempo limitato a disposizione ha messo bene in evidenza i punti di contatto, le differenze. Mi permetto di chiusare con una considerazione. Proprio da quello che dice lei emerge come forse sarebbe anche il momento giunto di mettere mano a livello europeo su questa questione specifica. Noi abbiamo parlato anche con alcune vostre relazioni del regolamento sull'intelligenza artificiale, va benissimo, ma riprendere un po' la materia del lavoro remotizzato, del lavoro a distanza, potrebbe essere una prospettiva importante. Ricordiamo che ad oggi quello che abbiamo alle spalle è il vecchissimo perché ormai ha più di 20 anni, accordo quadro sul telelavoro, che è stato ampiamente superato dalle sperimentazioni in materia di lavoro agile, che aveva delle rigidità interne e comunque era rimasto nella dimensione dell'accordo quadro, non avevano conosciuto l'attuazione tramite direttive, questo aveva comportato un recepimento anche molto differenziato nei Paesi membri. Quindi lei, evidenziando questi snodi critici, ci fa vedere in modo, direi, plastico, no? Come sarebbe forse importante a livello di Unione Europea mettere mano, riprendere queste questioni, tenere conto dell'esperienza applicativa e dei passaggi dal telelavoro con le sue rigidità a forme di lavoro agile molto più duttili, che però richiedono proprio quelle garanzie che diceva lei, perché ad esempio colpisce, no, la non regolamentazione del diritto alla disconnessione. Va anche detto, anche qui una piccola nota, non dobbiamo dimenticarci che in Spagna la crisi economica 2008-2014, che ci sembra sideralmente lontana, ma in fondo sono solo 10 anni, aveva colpito in modo durissimo anche le amministrazioni pubbliche,
con delle ondate di licenziamenti all'interno delle pubbliche amministrazioni che noi non abbiamo conosciuto neanche nei momenti più difficili. Io mi ricordo che ero in Spagna proprio per ragioni di studio in un momento nel quale appunto procedevano a licenziamenti di personale di ruolo all'interno delle università. Quindi non pensate a posizioni precarie, collaboratori, proprio personale di ruolo, partendo dai più giovani, da chi aveva meno carichi familiari. Questo è avvenuto nelle aziende sanitarie, è avvenuto. Quindi si può anche immaginare, no, che un'amministrazione che comunque è uscita da quella situazione lì, nel riprendere un po' il passo, nel ricostruire su alcune questioni, non sia ancora andata così a fondo. Quindi ma avremo modo magari di sentire, chissà, in altre occasioni i colleghi spagnoli. Quindi complimenti e grazie per gli spunti che ci ha dato. E adesso passo la parola al dottor Cristian Tulissi, dicevo è dottorando nell'Università di Trieste, e ci parlerà della qualificazione del professionismo sportivo in Spagna. Sembrano temi molto ristretti, ma sappiamo ormai quale sia il peso, no, dello sport e del professionismo sportivo anche come sistema economico, il valore economico che ha il professionismo sportivo. Quindi anche occuparsi, mettere un po' l'attenzione, no, da parte dei giuslavoristi a quello che succede in questo che è stato a lungo un mondo un po' a parte, estremamente interessante. Certamente per l'Italia è stato propiziato dalle riforme recenti, no, dello sport e del lavoro sportivo, e adesso però vediamo cosa ci racconterà il dottor Tulissi di quello che è successo, che sta succedendo in Spagna. Quindi a lei la parola. Buongiorno a tutti, anch'io mi accodo ai ringraziamenti, in primis alla professoressa Nunin. Non ringrazio il comitato ovviamente, e ringrazio voi presenti perché insomma se non ci fosse la platea saremmo qua a parlare da soli. Prometto che limiterò le mie espressioni in spagnolo perché non ho la cadenza della dottoressa Francesca e del dottor Vanzetto che mi seguiranno, quindi vi risparmierò questa pena. Perché la Spagna? La Spagna è una realtà che io la considero cugina rispetto all'Italia, nel senso che lo sport in Spagna ha più o meno la stessa rilevanza, se non addirittura superiore rispetto a quella che possiamo riscontrare qua in Italia, sia dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale. Si consideri che la Spagna occupa, gli ultimi rilievi ci dicono che l'1% della popolazione spagnola è occupata in settori che sono collegati allo sport. È una percentuale che sembra bassa, ma in realtà è la più alta della regione mediterranea europea ed si colloca immediatamente sotto ai paesi appunto del nord Europa in cui la cultura dello sport forse è un po' più avanzata. La Spagna, secondo motivo per il quale ho deciso di appunto prendere questo ordinamento come cartina di tornasole, ha anche seguito uno sviluppo, un iter normativo che è praticamente sovrapponibile rispetto al nostro. Anche lì si è passati da un intenso confronto giurisprudenziale. Per avere qualche riferimento, per esempio in Italia le sentenze più celebri sono quelle riguardanti il caso Superga e il caso Luigi Meroni, tutti facevano parte del Torino, quindi anche il Torino in quegli anni non se la passava proprio benissimo a livello di... In Spagna, anche in Spagna negli anni 60-70 la giurisprudenza si è trovata appunto ad affrontare tematiche strettamente connesse al lavoro sportivo. In Italia si è approdati nell'81 con la famosa legge 91-81 che ha regolamentato per oltre 40 anni la disciplina del lavoro sportivo. In Spagna invece la disciplina di riferimento, che per alcuni versi è ancora applicabile, è quella del Real Decreto del 1985, il numero 1006. Quindi il percorso ha seguito vie parallele ed ha approdato, come giustamente anticipava la professoressa, con la recente riforma dello sport qui in Italia, il decreto legislativo 36 del 2021. In Spagna invece è stata promulgata una legge generale sullo sport nel 2022, la quale tuttavia tocca solo marginalmente questioni di lavoro sportivo. Prima di addentrarmi sulla qualificazione proprio nell'ordinamento spagnolo, ritengo utile fare un piccolo recap sullo stato dell'arte in Italia. Per 40 anni la qualificazione è tale da intendersi l'atto con le quali le federazioni dichiaravano o meno una competizione come professionistica, ha qualificato appunto l'intera disciplina del lavoro sportivo. La legge 91-81 poneva appunto una presunzione di subordinazione
per gli atleti che prestavano la propria attività a favore appunto di sodalizi che prendevano parte a competizioni professionistiche. Competizioni professionistiche in Italia sono veramente poche, c'è la Serie A maschile, la serie A femminile ora, la Serie B e la Serie C di calcio sempre maschile, poi c'è la Serie A di basket, ciclismo e golf, quindi sport che oltre al calcio non è che abbraccino una platea così ampia. Quindi gli atleti che si trovavano a rendere la prestazione a favore di questi sodalizi rientravano nell'alveo del professionismo e quindi trovavano l'applicazione della legge 91-81 e quindi erano considerati dei lavoratori subordinati. Si era creato in Italia un fenomeno che è quello del professionismo di fatto, quindi tutti quegli atleti che pur rendendo la prestazione con le stesse modalità rispetto a quelli che appunto la rendevano in settori professionistici, si trovavano privi di tutele. Il caso emblematico, per fare un esempio, insomma, per calare nella realtà quanto accadeva, è quello della Serie A2 di basket oppure della Serie A di pallavolo, cioè per essere appunto terra-terra, Paolo Egonu fino a qualche anno fa non aveva un inquadramento all'interno dei normali canoni lavoristici. La legge e il decreto legislativo 36/2021, la recente riforma, tra le altre, oltre ad aver affrontato altre questioni, quali per esempio la parità di genere, stamattina oltretutto leggevo su Forbes che dei 50 atleti più pagati nel mondo non figura neanche una figura femminile, ha introdotto la figura del lavoratore sportivo, quindi diciamo, ha ampliato la platea del lavoro sportivo e quindi ha esteso la tutela a tutti coloro i quali in un modo o nell'altro appunto rendono la propria prestazione lavorativa all'interno di un sodalizio. La qualificazione quindi è stata ridimensionata, adesso la qualificazione serve solo per porre una presunzione di lavoro subordinato per coloro i quali prestano la prestazione appunto nell'ambito del professionismo, mentre c'è una presunzione di autonomia per tutti gli altri, quindi a contrario si ragiona. In Spagna, quindi passiamo un attimo all'ordinamento spagnolo, la Spagna ha adottato fin da subito diciamo, quanto anche io caldeggiavo all'inizio della ricerca, quindi una valutazione effettivamente de facto sulle modalità con cui viene svolta la prestazione. Quindi, se la prestazione viene svolta con i canoni del lavoro subordinato, i canoni classici che troviamo nel nostro articolo 2095 del Codice Civile, quindi si obbliga a prestare la propria attività mediante retribuzione con un vincolo appunto di subordinazione, la Spagna diceva che questi atleti sono da considerare professionisti. La Spagna, diciamo, è una disciplina molto focalizzata sulla figura dell'atleta, infatti la dottrina critica che vengono dimenticate altre figure centrali, quali per esempio penso quella degli allenatori, mi viene appunto il primo esempio classico. E questa disciplina, appunto, una valutazione de facto che la ritenevo assolutamente conforme con i principi lavoristici che comunque caratterizzano tutta la disciplina anche europea, ha comunque posto delle problematiche, nel senso che pur in un contesto in cui è presente il salario minimo interprofessionale, la giurisprudenza è stata chiamata numerose volte a decidere se una prestazione resa a favore di un club è da considerare come professionistica o non professionistica. Questo, invece di ridurre il contenzioso e quindi ampliare le tutele per i professionisti di fatto, lì è chiamato amateurismo marron, in realtà ha creato ancora più confusione rispetto a quanto accadeva in Italia. Ora in Italia un po' la situazione si è calmierata, no? Dunque, ritengo che in un contesto che è connotato da specificità, secondo me, debordante come quello che è il lavoro sportivo, in cui è difficile anche far trovare applicazione i reali principi del lavoro, del rapporto di lavoro comune, questa applicazione che è stata fatta in Spagna, che sulla carta sembra veramente consona anche al buon senso, direi, sconti appunto queste problematiche. La qualificazione in Spagna viene utilizzata dal Consejo Superior de Deportes, che è un ufficio del Ministero dello Sport, il quale qualifica una competizione come professionistica, però questa qualificazione ha solo degli effetti dal punto di vista della struttura societaria da adottare
analogamente a quanto accade in Italia, in quanto i club professionisti sono obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali. In Spagna succede appunto la situazione analoga, e la qualificazione prende invece come riferimento la presenza di contratti collettivi applicabili e la presenza di rapporti di lavoro subordinati. Quindi c'è un'inversione del paradigma. In Italia si valuta ex ante, in Spagna invece è valutato ex post per qualificare o meno una competizione come professionistica. Dunque, il fatto che una competizione sia qualificata come professionistica non incide direttamente sullo status dell'atleta. Parliamo dell'atleta perché insomma è la figura centrale nel rapporto di lavoro. Tutto ciò per dire che secondo me mi sono trovato anche a cambiare idea, a cambiare punto di vista durante questo approfondimento. Ritengo che la disciplina attualmente applicabile in Italia, nonostante sia criticata e venga bersagliata su tutti i fronti, abbia anche dei pregi. Ritengo però che anche per un discorso di maggior competitività e di uguaglianza di trattamento debba esserci un intervento a livello europeo, in quanto, come diceva lei giustamente, lo sport, soprattutto lo sport professionistico dal punto di vista economico, ha un impatto veramente importante. Se non erro è al terzo o quarto posto come industria per creazione del PIL aggregato in Italia, la sola Serie A maschile. Quindi anche per avere una competitività maggiore e dunque per una regolamentazione e un equilibrio tra le varie realtà europee, ritengo che l'Unione Europea debba quantomeno fissare dei paletti minimi o comunque dare delle indicazioni che permettano di trattare queste tematiche, quindi quelle del professionismo sportivo, ma di riflesso anche quelle del dilettantismo, che sicuramente non avrà lo stesso impatto economico, però è quello che abbraccia la platea maggiore. Leggevo che un bambino su 5 dai 5 ai 16 anni è tesserato per la FIGC, quindi è un dato veramente impattante. Debba esserci appunto una normativa regolamentare europea che fissi appunto i paletti per avere un equilibrio e una coerenza tra le varie legislazioni nazionali. Grazie. Grazie anche al dottor Tulisi, ci ha fatto vedere poi come appunto in questo, che è comunque un terreno speciale, trovare l'applicazione dei principi generali, no, anche del diritto del lavoro, sia un'operazione abbastanza complessa e quindi molto interessante anche per vedere le diversità di approccio, no, ex ante, ex post, nei due ordinamenti. Sulla conclusione non posso che condividere anch'io. Anche in questa materia forse è giunto il momento, no, di una riflessione più ampia, perché le differenze ordinamentali permangono e sono molto rilevanti, ma si tratta appunto di un settore che ha una valenza economica importante, precisa. Non dimentichiamo che di questa materia è stata proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ormai in casi che risalgono a più di 30 anni fa, penso a Bosman, a iniziare, no, a dire la propria in termini di un livello basico di tutela a livello europeo legata alla circolazione degli sportivi. Quindi forse riprendere in mano a questo punto il tema e provare a dare qualche indicazione organica, tenendo conto che in alcuni paesi è regolato, in altri c'è autonomia, in alcuni prevale l'autonomia, altrimenti poi chi sia il lavoratore sportivo, giustamente si è detto, no? C'è l'atleta, ma poi c'è tutto quello che ruota intorno, gli allenatori, i preparatori atletici, eccetera, eccetera. Quindi è una materia che forse meriterebbe anch'essa un punto di attenzione da parte delle istituzioni europee. Non è che le vogliamo caricare troppo, ma in fondo, ecco, no, abbiamo chiuso una prima stagione nell'ultima fase della Commissione von der Leyen di direttive sociali, forse adesso ci sono materie che richiederebbero un rilancio d'azione, perché sono puntuali, riguardano settori molto specifici, ma la ricaduta applicativa è veramente grande, perché è vero che se si pensa al fenomeno sportivo in senso ampio, la ricaduta anche sulle economie dei Paesi membri della stessa Unione è rilevantissima. Quindi grazie anche per averci aperto questa prospettiva così comparata con quello che succede nell'ordinamento spagnolo. Ora, non volendo
trattenervi troppo perché la mattina è stata impegnativa e vi meritate una pausa pranzo adeguata, però approfittiamo anche della presenza ancora con noi dell'ultimo relatore e chiedo se c'è qualche domanda che volete fare o qualche curiosità che non è stata soddisfatta. Prego. Ma e anche pensando alle nuove tecnologie, cioè l'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato la scorsa giornata, che prevedibilmente porteranno al risparmio in un'economia che funziona al risparmio di lavoro, molti posti di lavoro in meno, soprattutto nel terziario, che era tipicamente il settore forse meno colpito dalle crisi. Ecco, dico, come in futuro in un settore che è difficile che queste tecnologie portino via rilevante lavoro, nei paesi dove è più sviluppato lo sport, a sentirci quali popolazioni si può arrivare, di forza lavoro si può arrivare impiegati in questo settore? La domanda riguardava i profili appunto del lavoro sportivo, del lavoro nello sport e si ragionava in termini di impatto anche numerico, no, economico del fenomeno, tenendo conto anche di come la digitalizzazione in questo settore, l'innovazione tecnologica intervenga fino ad un certo punto. A lei, dottor Tulissi, per la risposta o per qualche osservazione? Bene, ringrazio il dottor Pini per la domanda. Il paese che ha maggior occupazione è l'Islanda, incredibilmente. Quando l'ho visto sono rimasto un attimo confuso. Si attesta circa sul 2,5%, decimale più, decimale meno. L'osservazione invece sull'intelligenza artificiale secondo me è molto interessante e credo onestamente che nell'ambito sportivo l'intelligenza artificiale, che già si sta un attimo sta facendo capolinea, insomma, ci sono già delle realtà che penso per esempio all'attività di match analyst, di analisi dei dati, parametri, quindi c'è già un po' l'intelligenza artificiale che si fa avanti, però secondo me, essendo anche naturalmente strettamente connesso con l'attività fisica, credo che sicuramente avrà un impatto, ma secondo me avrà un impatto che inizialmente potrebbe anche portare a un calo della forza lavoro impiegata, però visto che diciamo anche nell'esperienza quotidiana vedo che c'è sempre la ricerca di figure sempre più specializzate, con il progredire del tempo credo che l'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle immense possibilità che offre porterà addirittura a un incremento della forza del lavoro impegnata nello sport, perché comunque l'intelligenza artificiale deve essere applicata e bisogna avere delle persone che sono in grado di applicarla, ed essendo un settore molto specifico e comunque anche dovendo considerare i parametri individuali, pensiamo agli sport di squadra, su una rosa di 25-30 atleti, ogni atleta ha le sue peculiarità, penso che ci sia spazio per l'essere umano di mettere ancora un po' del suo, nonostante appunto questa introduzione dell'intelligenza artificiale, e quindi pro futuro credo che insomma questa percentuale sia addirittura destinata ad aumentare. Possiamo anche lasciare stare il discorso dello sport professionistico, ma banalmente pensiamo a una popolazione che sta invecchiando sempre di più, quindi anche lì magari cambierà la tipologia di attività connessa allo sport, magari ci sarà più un'occupazione connessa alla riabilitazione, diciamo verso la fase appunto dell'anzianità, però credo che insomma questa percentuale possa solo che crescere, ecco. Grazie, una prospettiva tra l'altro interessante ed anche suggestiva. Altre domande, interventi? Sì, prego, dottore. Magari col microfono così la sente anche il dottor Vanzetto da remoto. Ok, funziona perfettamente, va bene. No, avevo una curiosità da soddisfare invece con riguardo al lavoro agile e allo smart working. Si è giustamente parlato di rischi psicologici, quindi sindrome del burnout, eccetera, però mi è venuto in mente, questa è più un'osservazione che altro, anche i rischi muscoloscheletrici, quindi se da un lato c'è un diritto alla disconnessione, dall'altro ci deve essere correttamente anche una postazione ergonomica adeguata. Quindi, e
adesso non mi ricordo, io non sono un giuslavorista, non mastico la materia eccetera, però se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, anche la questione dell'ergonomia non è, cioè è rimessa più che altro a linee guida per il datore di lavoro, non è oggetto di una disciplina. Quindi volevo soddisfare una curiosità al riguardo, se è stato oggetto di approfondimento, altrimenti può essere uno spunto per ricerche future. Beh, dico magari io qualcosa, in realtà non è proprio vero, no, che l'ergonomia non rilevi, perché anzi che la postazione sia ergonomica, cioè in grado di favorire il benessere del lavoratore, io lo vedo proprio come un obbligo datoriale dal punto di vista della normativa sulla sicurezza del lavoro. Siccome l'obiettivo di salute delle norme sulla sicurezza, il pieno completo benessere fisico, mentale e sociale, articolo 2, lettera O del testo unico 81 del 2008, allora quell'obiettivo è chiaro che impone al datore di lavoro anche un'attenzione ergonomica, quantomeno appunto al livello delle conoscenze, no? Massima sicurezza tecnologicamente possibile, il livello di conoscenza che ho sull'ergonomia di quella data postazione in quel momento. Quindi certamente questo è un tema importante, più che altro un altro il tema, no, che lei adombrava, il controllo a casa. Cioè, come faccio io a controllare l'ergonomia delle postazioni, no? Questo è uno dei temi che a volte portano i datori ad avere remore, no? Vero? Ma magari ce lo dirà la dottoressa sul lavoro remotizzato, perché la preoccupazione, ma come faccio a controllare che poi la postazione? Per quello che so e vedo io, prendo uno spazio, perdonatemi, ma proprio perché i temi della sicurezza mi sono molto cari, i datori a volte danno un vero e proprio una sorta di checklist, no? O di modalità operativa su come organizzare la postazione, la scrivania deve essere orientata come vedete questa, rispetto alla luce, la sedia dovrebbe avere certe caratteristiche, ti fornisco anche i materiali, no? Ma poi dipende come uno li utilizza, ma non voglio rubare, se vuole aggiungere qualcosa. Ricollegandomi appunto a tutto ciò che correttamente ha illustrato la professoressa, in Spagna, effettuando delle ricerche, si ponevano proprio dei problemi in tema di privacy per il controllo della postazione, lì dove appunto i lavoratori effettuavano la prestazione, non tanto il lavoro agile, perché lì i problemi che si pongono penso siano differenti, perché non c'è un luogo fisso, quindi il datore di lavoro sostanzialmente è come se non avesse la possibilità di individuare, ergo controllare dove venga effettuata e quindi il luogo dove viene effettuata la prestazione di lavoro. Nel caso del teletrabajo, molto spesso effettuato in modalità domestica, in Spagna si pone con un accordo, quindi sostanzialmente vi è la necessità di individuare anche il luogo. Si pone appunto un obbligo datoriale, ripeto come correttamente illustrato dalla professoressa, di verificare il luogo dove viene effettuata la prestazione lavorativa e quindi se rispetta tutte le norme in materia di sicurezza, poi sviluppatesi appunto con un contenzioso giurisprudenziale in Spagna in relazione ai temi legati appunto alla privacy, quindi la necessità che il dovere del datore di lavoro di controllarli semestralmente, ma contestualmente la privacy del lavoratore, lì dove appunto invadesse poi la sfera privata, ovvero la sfera familiare del lavoratore. Grazie. Grazie a lei. Bene, dottoressa Ziani, prego. Ex dottoranda, adesso dottoressa di ricerca, ma molto addentro nei temi che ha toccato la dottoressa Natale. Buongiorno a tutte e a tutti. Prego. Io più che una domanda mi permetto di fare una suggestione proprio sull'intervento della dottoressa Natale, che giustamente ha concluso dando uno sguardo all'ambito della formazione. Ecco, lei ha parlato giustamente di una formazione che deve riguardare i lavoratori per poter evidenziare le luci del telelavoro e del lavoro agile per quanto riguarda l'Italia e per affrontare invece le molte ombre che ancora sussistono con questa tipologia di lavoro. E io mi permetto anche di aggiungere un ulteriore tassello, e cioè che la formazione deve in realtà riguardare in primis i dirigenti,
la compagine dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, proprio perché così possano essere loro, in qualità di figura di datore di lavoro pubblico, a gestire le ancora molte difficoltà, criticità che ci sono per quanto riguarda, come ben ha evidenziato lei, l'aspetto della privacy piuttosto che della gestione del lavoratore che presta la sua prestazione in lavoro agile. E proprio perché anche per colmare o per affrontare quantomeno quell'aspetto di lacuna o di invecchiamento normativo che noi ancora ci troviamo ad affrontare, se una formazione dirigenziale è fatta bene ed è fatta in maniera utile, questo può portare anche a una creazione di tutta una serie di best practice dirigenziali che sostanzialmente vanno un po' a affrontare la lacuna normativa. Ecco, quindi questo potrebbe essere in realtà uno spunto per la sua ricerca anche a fronte della comparazione tra Italia e Spagna, di come si possono sviluppare delle best practice dirigenziali per il lavoro agile, se ci sono già o se magari c'è a questo punto ancora un aspetto da prendere in considerazione nell'uno e nell'altro ordinamento. Grazie per questa suggestione, penso che la nostra dottoressa Natale aggiunga. In realtà è oggetto di un paragrafo della mia tesi, appunto le best practice dirigenziali. Più che altro ho investito in questa breve relazione sul tema della formazione dei lavoratori, perché molto spesso appunto i fenomeni di workaholism, tecnostress dipendono principalmente dai lavoratori che appunto in determinati casi risultano essere proprio in termini impropri drogati al lavoro a prescindere appunto mediante gli strumenti tecnologici. Molto spesso rispondono a delle mail anche a mezzanotte e quindi diciamo sono dei fenomeni che si sviluppano da un punto di vista principalmente da parte dei lavoratori, ma sicuramente appunto la corretta gestione dovrebbe derivare principalmente dai dirigenti, che dovrebbero essere sanzionati appunto nei casi necessari. Poi anche qui entra in gioco la sicurezza sul lavoro, ovviamente, come benessere psicologico. Bene, grazie. Non vedo altre mani alzate, quindi direi che è l'ora della vostra... Prego. No, ho dimenticato di ringraziare Enrico e Alessandro di conseguenza, che hanno tenuto ad essere qui presenti nonostante abbiano l'orale dell'esame di Stato tra pochissimi giorni. Beh, e quindi allora un applauso è un ringraziamento, è un grande in bocca al lupo. Anche da parte mia è un grandissimo allora in bocca al lupo anche da parte mia. Allora grazie a tutti i partecipanti, alla relatrice e ai nostri relatori, al dottor Vanzetto lo salutiamo, quindi ci può salutare, grazie per essersi collegato da remoto, grazie a tutti e voi tutte e tutti voi per la partecipazione, le domande, e quindi buon pranzo, buon lavoro nel pomeriggio, avete delle sessioni poi interessantissime. Io purtroppo ho un altro impegno, sono io relatrice in un altro contesto, quindi non potrò essere con voi, mi dispiace, ma l'auspicio è, come già per lo scorso anno, che anche per quest'anno si possa magari andare in qualche modo poi a una raccolta dei vostri interventi, che quindi rimanga anche qualcosa di scritto, no? Un auspicio forte, insomma, speriamo si possa fare. E intanto complimenti, buon lavoro e ancora buona permanenza a Trieste per chi magari parte domani, parte stasera. A presto, arrivederci, buon pranzo.